Ok, dovremmo essere in diretta, vediamo se StreamYard ci dà qualche segnale, ma credo proprio di sì, quindi bentornati su Parresia. Allora, di che cosa andiamo a parlare oggi? Facciamo una premessa. Allora, intanto ringrazio il nostro ospite che è ritornato qua, cioè Elia Morelli, quindi grazie di nuovo di essere qui a parlare dell'argomento di oggi che andiamo a presentare tra poco. Quindi ciao Elia, buonasera. Ciao Luca, buonasera anche a tutti gli amici e le amiche di Parresia. Allora, dunque, di cosa andiamo a parlare? Qualche settimana fa, o forse anche un mesetto fa, il nostro ministro della cultura, diciamo, ha fatto una gaffe, se si può dire così, diciamo, ponendo Cristoforo Colombo posteriormente a Galileo Galilei da un punto di vista cronologico. E questa credo che sia l'occasione giusta per fare un po' di chiarezza, parlando delle scoperte geografiche che avvennero tra il XV e il XVI secolo. Ovviamente ci baseremo sicuramente su, da una parte i portoghesi, dall'altra gli spagnoli, però insomma proveremo magari anche a parlare anche di qualche altro stato nazionale dell'epoca che insomma iniziò la sua... diciamo il suo iter per colonizzare nuovi luoghi insomma, dell'Oriente, ma anche dell'Occidente, o meglio, delle Indie orientali e anche delle Indie occidentali. Detto questo, Elia, vuoi aggiungere qualcosa o andiamo direttamente con le tue slide che hai preparato oggi per noi? No, andiamo direttamente alle slide. Vuoi che aggiunga qualcosa sul ministro della cultura? No, ti Non prego, penso. taci. Andiamo avanti, vai. Forse Saltiamo è meglio completamente. tacere, evitiamo di prenderci denunce da parte del Ministero della Cultura, grazie. Vabbè, denunce dinamitarde che sarebbero ampiamente meritate Beh, nei suoi confronti. no, ti prego, io mi dissocio, Elia. Oi, Io mi oia. No, dissocio. ma ovviamente dal punto di vista dialettico, retorico, intellettuale, non pensare altro. Ah, ok, va bene. Mi piace come Scoppiettanti ragioni. da quel punto di vista. Ecco, va bene, direi di finirla qui e di Certo. iniziare. Allora, ovviamente dammi un tuo cenno quando devo passare alla prossima slide e ovviamente quando possibile, insomma, aggiungerò io qualcosa. Sì, Quindi tanto a siamo te, già Elia. iniziati con un ottimo cannoneggiamento sotto tutti i punti di vista, che però saranno al centro anche del nostro incontro di oggi. Sì, andiamo a prendere in considerazione, ecco, le esplorazioni geografiche, le scoperte che avvennero tra il XV e il XVI secolo e che inizialmente videro protagonisti portoghesi, gli spagnoli, ma in parte anche altre grandi potenze infieri del momento, e cioè i francesi, gli inglesi, più tardi gli olandesi, ma i protagonisti indiscussi, oltre ai portoghesi e agli spagnoli in quanto potenze statuali, furono soprattutto gli italiani, perché effettivamente gli italiani ebbero anch'essi un ruolo da protagonista veramente molto rilevante nelle esplorazioni geografiche, nella scoperta di nuove terre. Una scoperta, termine quello di scoperta, che viene utilizzato spesso in maniera molto eurocentrica, no? Etnocentrica, perché di fatto si parla di una scoperta dell'altro, di una scoperta di un'umanità che però, insomma, esisteva di già, indipendentemente dal fatto che fosse o meno scoperta dagli europei. Quindi è più rilevante magari parlare di incontro tra civiltà differenti fra loro che non erano in dialogo e che poi crearono forme di incontro e di scontro che comunque sia sconvolsero l'intera storia dell'umanità e del mondo. Andrei subito, ecco, alla prima slide, Luca, perché ecco, le scoperte geografiche, l'età delle esplorazioni che iniziano a partire dal XV secolo hanno al centro degli studi, delle analisi, delle innovazioni veramente molto importanti. Intanto vengono riprese alcune opere di tradizione classica, tra cui per esempio i testi di Tolomeo, tra cui soprattutto il trattato sull'astronomia, in genere chiamato con il suo titolo arabo l'Almagesto, e la geografia del mondo allora conosciuto, che erano i testi più importanti, insieme poi alle opere anche di Eratostene, di Strabone, per comprendere proprio l'intero mondo fino ad allora conosciuto, e cioè parte dei tre continenti, l'Europa, l'Asia
e l'Africa, per poi insomma andare ad approfondire ulteriormente gli studi non solo da un punto di vista spaziale, territoriale e geografico, ma anche andare ad analizzare gli strumenti, i nuovi strumenti che gli esploratori, i naviganti e gli studiosi dell'epoca avevano a disposizione, dalla bussola al quadrante, all'astrolabio, ad aste graduate, che erano strumenti ben noti ai marinai dell'epoca, ma che vennero insomma modernizzati, implementati e che contribuirono in maniera decisiva a dare avvio proprio all'età delle scoperte e delle esplorazioni geografiche, che ebbero come protagonista, come principale protagonista, senz'altro il Portogallo. E il Portogallo infatti si interessò anche per la propria strategica posizione geografica all'Atlantico e all'esplorazione dell'ignoto o di alcune terre che fino ad allora erano solo parzialmente conosciute. Mi riferisco in particolar modo alle coste dell'Africa occidentale. Infatti, come vediamo in questa slide, c'è il monumento alle scoperte, situato appunto a Lisbona, nei pressi di Belém, sulla riva del fiume Tago, che fu edificato nel 1960, 500 anni dalla morte di Enrico il Navigatore. Ma chi era Enrico il Navigatore? Enrico il Navigatore era il principe del Portogallo, il figlio di Giovanni I della dinastia Davis, che per primo portò un esercito portoghese sulle coste settentrionali dell'Africa, conquistando militarmente l'avamposto di Ceuta. A quel punto il principe Enrico il Navigatore decise, ecco, di guardare oltre. Riuscì infatti a sfruttare i vantaggi del suo paese, in particolar modo la strategica posizione geografica, quindi una lunga frontiera atlantica, buoni approdi, eccellenti navigatori, una ottima cultura e un'ottima tradizione marinara, per gettarsi nell'Atlantico, per cercare di plasmare i flutti antistanti al Portogallo. E così, ecco, riuscì Enrico il Navigatore, grazie alla sua visione, grazie alla sua progettualità, a garantire la leadership logistica, finanziaria e anche emotiva necessaria per coordinare le grandi imprese marittime che contraddistinsero i portoghesi nel corso del XV secolo. Enrico infatti avrebbe stabilito a Sagres, nell'Algarve, possiamo andare nella slide successiva, Luca, una accademia di grandissima rilevanza. Questo è un azuleios che è stato costruito nel corso degli anni 20 del Novecento, se non erro, che rappresenta però Enrico il Navigatore su un promontorio a Sagres, nell'Algarve, nella parte più meridionale del Portogallo, verso però l'Atlantico, che guarda appunto i flutti, le maree, in cui vediamo un po' male, insomma, Nettuno, perché l'obiettivo di Enrico il Navigatore era proprio quello, di guardare all'antica divinità pagana dei mari per affermarsi come il signore dei flutti. E quindi proprio a Sagres, nell'Algarve, decise di istituire un'accademia di grandissima rilevanza, dove attirò marinai, cartografi, astronomi e costruttori di navi per la preparazione delle imprese marittime portoghesi. Nel 1420 divenne l'amministratore, tra l'altro, di un ordine militare crociato, l'Ordine di Cristo, e grazie insomma alla sua visione, al suo progetto, ai suoi piani molto ampi, decise di dare avvio, ecco, a un'implementazione dell'Accademia, dell'Istituto di Sagres, e di lì a poco, insomma, di dare avvio alle esplorazioni marittime portoghesi. Infatti le navi portoghesi incominciarono a salpare dal vicino porto di Lagos, non distante da Sagres, tra il 1418 e il 1420. Di lì, insomma, vennero scoperte le isole atlantiche di Porto Santo e Madeira. Fra il 1420 e il 1430 le spedizioni del principe Enrico il Navigatore esplorarono le Azzorre e le Canarie. Nel 1434 Gilles Eanes doppiò il mitico e minaccioso Capo Bocador, e quindi insomma
I Lusitani cominciarono quindi a gettarsi nell'Atlantico navigando lungo la costa occidentale africana, tanto che nel 1441 Antão Gonçalves rientrò dalla costa occidentale africana portando oro e schiavi venduti poi al mercato di Lagos. Saranno poi Nuno Tristão e Dinis Dias che raggiunsero la foce del fiume Senegal e il Capo Verde nel 1445 e Álvaro Fernandes toccò la Sierra Leone l'anno seguente. Fu invece nel 1448 che Enrico, il navigatore, ordinò la costruzione di un forte sull'isola di Arguin per sfruttare i nuovi traffici della Guinea, dell'Africa occidentale, anche perché l'obiettivo primario di Enrico il navigatore era quello di aumentare innanzitutto la profondità strategica del Portogallo, ma anche quella di trovare nuove rotte mercantili e commerciali di grandissima rilevanza, così da arricchire proprio il piccolo regno lusitano, che era molto piccolo a livello demografico. Pensiamo che il Portogallo all'epoca contava circa 1.500.000 abitanti, a differenza per esempio della Spagna che ne aveva 10 milioni o della Francia che in quel periodo ne aveva circa 18 milioni, e quindi era molto importante non solo aumentare la propria profondità strategica guardando all'Atlantico e lungo le coste occidentali dell'Africa, ma guardare anche a delle rotte mercantili e commerciali che permettessero al Portogallo di acquistare oro, avorio e schiavi, dove i mercanti lusitani, insomma, che si erano interessati a queste merci già a partire dalle rotte che giungevano nella penisola iberica e attraversavano la città mercantile di Fes nell'attuale Marocco, nell'allora Regno Moresco. Se andiamo nella slide... Allora, io prima di andare nella slide successiva aggiungo una piccola cosa, poi non so se magari volevi dirla a te, ma magari anticipo, Elia. Portoghesi come spagnoli siamo ovviamente nei primi del XV secolo, ma se ci basiamo anche a un secolo prima, anche quei viaggi di Marco Polo, e qua mi riallaccio al tuo concetto di appunto punti strategici, ovvero cercare praticamente di esplorare per arrivare strategicamente a passami il termine, colonizzare determinate zone da un punto di vista strategico-militare. Benissimo, ricordiamo sempre che nella penisola iberica abbiamo ancora i Mori, cioè abbiamo ancora comunque un certo quantitativo di componente ispano-araba che ovviamente sono in piena resistenza contro una reconquista che sta volgendo poi agli ultimi con il 1492 con la presa di Granada da parte dei re cattolici. Però queste due popolazioni, quindi Portogallo da una parte e spagnola, la popolazione spagnola dall'altra, hanno iniziato comunque anche a operare per un altro motivazione, a operare diciamo queste conquiste per un'altra motivazione ovviamente legata principalmente a cosa? A un concetto strategico di crociata. Cioè, cosa voglio dire? Cercavano questo personaggio mitico che era il famoso Prete Gianni. Non so se che è ovviamente un personaggio mitologico, si supponeva sin dall'epoca di Marco Polo e anche prima che praticamente ci fosse questo re mitico in questo regno che non si capiva se era in Oriente oppure in Africa e che era un regno cristiano che avrebbe diciamo dato aiuto ai regni cattolici in Europa contro ovviamente i Saraceni. Inutile dire che ovviamente questa è una delle tante, diciamo, motivazioni, forse è l'ultima da questo punto di vista, però era presente, cioè il fatto dobbiamo trovare questo Prete Gianni per cercare di allearci con lui, perché si supponeva che il suo esercito fosse una cosa fantastica, quasi a livello delle cronache di Narnia fra un po', quindi c'era qualcosa anche di veramente mitologico e impressionante, però era presente questa cosa. Poi ovviamente più si andava avanti con l'esplorazione, più ci fu una secolarizzazione da questo mito per ovvie motivazioni. Però era ben presente. E adesso ti ridò la parola e passiamo oltre. Prego, Elia. Grazie mille Luca, infatti il tuo commento è puntuale proprio perché si ricollega alla slide che ora andiamo a prendere in considerazione, dal momento che,
come stavamo dicendo, negli anni 40 del 400 i portoghesi avevano esplorato la parte occidentale dell'Africa, le coste atlantiche dell'Africa subsahariana. Nel 1444, come abbiamo visto, appunto Dinis Dias giocò un ruolo importante giungendo a Capoverde e poi in altre parti, in particolar modo in Guinea, siamo quindi nell'Africa occidentale. Negli anni 50 del 400 sarà un veneziano per conto della corona portoghese, cioè Alvise Cadamosto, a esplorare il Senegal e il Gambia. Un altro obiettivo era proprio quello che hai appena accennato te, ovvero quello di dare avvio a portare avanti una sorta di crociata per giungere all'evangelizzazione dei popoli pagani o degli infedeli con cui, ecco, i portoghesi entravano in contatto. E con la Dum Diversas del 1452 il pontefice Niccolò V, che poi ribadì i privilegi concessi ai portoghesi in un'altra bolla di 2 anni successivi, nel 1454, la Romanus Pontifex, ecco, concesse al Portogallo il diritto di portare avanti un'esplorazione geografica che fosse però contemporanea ad un'attività di crociata finalizzata all'evangelizzazione degli altri. E infatti in questa bolla scrive Niccolò V: noi rafforzati all'amore divino, spinti dalla carità cristiana e costretti agli obblighi del nostro ufficio pastorale, desideriamo, come si conviene, incoraggiare ciò che è pertinente all'integrità e alla crescita della fede, per la quale Cristo, nostro Dio, ha versato il suo sangue, e sostenere in questa santissima impresa il vigore delle anime di coloro che sono fedeli a noi e alla vostra maestà reale. Quindi, in forza dell'autorità apostolica, col contenuto di questa lettera, noi vi concediamo la piena e libera facoltà di catturare e soggiogare saraceni, e cioè i musulmani, e pagani, come pure altri non credenti e nemici di Cristo, chiunque essi siano e dovunque abitino, di prendere ogni tipo di beni, mobili o immobili, che si trovino in possesso di questi stessi saraceni, pagani, non credenti e nemici di Cristo, di invadere e conquistare regni, ducati, contee, principati, come pure altri domini, terre, luoghi, villaggi, campi, possedimenti e beni di questo genere, a qualunque re o principe essi appartengano, e di ridurre in sudditanza i loro abitanti. Insomma, il pontefice Niccolò V concedeva un diritto assoluto, un'autorità suprema ai portoghesi di portare avanti le loro esplorazioni geografiche, di evangelizzare appunto gli stranieri, ma soprattutto di conquistare i loro territori, così da dare avvio ad una evangelizzazione, ad una cristianizzazione massiccia delle popolazioni di infedeli con cui i lusitani sarebbero entrati in contatto. La concessione di questo diritto, di questo privilegio ai portoghesi permise alla corona lusitana, ovviamente, di aumentare il proprio rango, il proprio prestigio e soprattutto, grazie alle esplorazioni che stava portando avanti, di affermarsi come la principale potenza europea in fatto di tecnologie e conoscenze marinare per l'esplorazione oltremare, ma anche come la principale potenza europea nella missione di evangelizzazione degli altri. Quindi la corona di Lisbona aveva il compito appunto di espandere, di proiettare l'influenza cristiana all'estero, aumentando di conseguenza i propri domini. Se andiamo nella slide successiva, poi vediamo, ecco, come nel corso degli anni successivi, negli anni 80 del 400, i portoghesi incominciano a implementare in maniera veramente molto importante la propria presenza lungo la costa occidentale africana. Nel 1460 morì il principe Enrico il Navigatore, un altro sovrano che diede grande impulso alle esplorazioni portoghesi fu sicuramente Giovanni II, che ripristinò il controllo regio sui traffici commerciali e incoraggiò attivamente nuove esplorazioni, tanto che nel 1482 fece costruire la fortezza di São Jorge da Mina vicino all'isola di São Tomé nel Golfo di Guinea, nell'attuale Ghana, dove i portoghesi avevano già impiantato la coltivazione della canna da zucchero. Lo scopo era quello di difendere gli interessi portoghesi lungo la costa dell'Africa occidentale,
tanto che intorno al 1485 Diogo Cao raggiunse il capo della croce, e negli anni 80 del 400, tra il 1487 e il 1488, Bartolomeo Dias, uno dei più famigerati capitani e navigatori, uno dei più importanti sicuramente portoghesi dell'epoca, doppiò quello che li chiamò il capo delle tempeste, ovvero il capo di Buona Speranza, cioè l'estremità più meridionale del continente africano, quella che poi è oggi di fatto città del Capo. Se andiamo appunto nella slide successiva, vediamo ecco come i lusitani incominciarono appunto a diffondersi in maniera veramente molto importante, tanto da raggiungere il Capo di Buona Speranza, a tessere delle relazioni bilaterali con i diversi potentati africani che si trovavano lungo la costa, a dare avvio per primi al traffico degli schiavi africani, che in parte circolavano per le rotte terrestri giungendo da Fez verso la penisola iberica, ma in parte anche attraverso i mari. E poi soprattutto ecco il protagonista indiscusso delle esplorazioni geografiche portoghesi è questo signore, ovvero Vasco da Gama. Nel gennaio infatti del 1497 il nuovo re del Portogallo, Emanuele I, nominò Vasco da Gama comandante della spedizione lungamente attesa per l'India, perché una delle principali motivazioni che aveva spinto i portoghesi verso l'Atlantico senz'altro era la ricerca della profondità strategica, senz'altro vi era ricerca anche di nuove rotte commerciali, in particolar modo per accaparrarsi oro, schiavi e avorio provenienti dall'Africa, ma soprattutto una delle principali ragioni che spinsero i portoghesi a guardare verso l'Atlantico era quella di trovare una nuova rotta verso le Indie, cioè verso il sud-est asiatico, il subcontinente indiano, ma anche il sud-est asiatico, quella che sono attualmente le Indie orientali, cioè l'Indonesia, le isole Molucche e lo stretto di Malacca. Perché? Perché i portoghesi erano molto interessati al commercio delle spezie. A partire dal 29 maggio 1453, con la caduta di Costantinopoli, di Bisanzio, dell'impero romano d'Oriente, e di fronte all'espansione dell'impero ottomano, che appunto conquistò Costantinopoli proprio nel 1453 e poi di lì a poco si sarebbe ampliato in maniera veramente molto importante, tanto che ad esempio nel 1517 giunse a conquistare Siria, Libano, Palestina ed Egitto. Ecco che il mar Mediterraneo orientale risultava essere un mare chiuso, e quindi la tradizionale storica via delle spezie, la via della seta orientale, di fatto era chiusa dall'impero ottomano e dal decadente ormai la decadente sfera di influenza che avevano creato i veneziani. Quindi l'altro obiettivo da parte dei portoghesi era quello di cercare di circumnavigare l'Africa per giungere appunto verso l'India. E così appunto nel 1497 Vasco da Gama salpò dal Portogallo, diretto appunto lungo la costa occidentale africana verso il Capo di Buona Speranza, salpò appunto con 4 navi, la São Gabriel, la São Rafael, la Berrio e un'imbarcazione da trasporto con circa 170 uomini a bordo. Riuscì a superare il Capo di Buona Speranza, si scontrò con il radicato potere economico degli arabi, in particolar modo lungo la penisola arabica, ma anche gli avamposti commerciali che gli arabi avevano costruito lungo la costa orientale africana, tra il Mozambico, Malindi, Mombasa, e in seguito, ecco, riuscì ad arrivare a Calicut, sulla costa del Malabar, la costa occidentale del subcontinente indiano, e lì entrò in contatto con il sovrano indù locale, stringendo dei primi accordi commerciali, ma soprattutto ottenendo delle spezie, chiodi di garofano, noce moscato, in seguito anche
la cannella, caricò appunto le sue navi per poi fare ritorno appunto in Portogallo. L'impresa di Vasco da Gama fu un'impresa sensazionale, di grandissima rilevanza strategica, politica, commerciale, anche geopolitica, perché di fatto permise al Portogallo di aumentare ancora di più il proprio prestigio, il proprio rango e la propria potenza all'interno del continente europeo, ma più in generale nel rapporto di potenza che si andava a instaurare tra l'Oceano Atlantico e l'Oceano Indiano. Emanuele I, il re del Portogallo, era convinto che il successo di Vasco da Gama avrebbe indotto a contromisure i musulmani che controllavano il commercio, nonché gli italiani che si arricchivano come mediatori lungo la tradizionale rotta carovaniera levantina passante poi attraverso il Mediterraneo orientale, e quindi secondo lui era di vitale importanza inviare una cospicua forza militare in grado di rafforzare la presenza portoghese in India, cioè iniziare a creare i primi avamposti, i primi empori commerciali lusitani nelle Indie orientali, nell'Oceano Indiano, così da tutelare, da preservare, da proteggere gli interessi mercantili e commerciali portoghesi. E proprio per questo motivo che Emanuele I pose a capo di una nuova spedizione Pedro Álvarez Cabral. Andiamo pure nella slide successiva, Luca, perché Pedro Álvarez Cabral ebbe il compito proprio di circumnavigare di nuovo l'Africa per giungere in India e quindi dare avvio al quello che poi sarebbe diventato l'impero portoghese in Asia. Tuttavia, durante il primo tentativo di circumnavigare l'Africa, Pedro Álvarez Cabral, a causa di alcune tempeste ma anche di alcuni venti contrari, venne portato un po' troppo a largo, tanto che nel 1500, anno 1500, giunse di fatto in Brasile e venne scoperto appunto la terra brasiliana, a parte Pedro Álvarez Cabral nel 1500. Questa è un'immagine presente nel Miller Atlas, che è uno dei principali atlanti diffusi all'inizio del 500, 1519, che è conservato alla Bibliothèque Nationale de France a Parigi. Invece più in basso a destra vediamo un monumento presente in Portogallo in onore di Pedro Álvarez Cabral, scopritore appunto del Brasile. A quel punto Cabral aspettò una decina di giorni tra l'aprile e il maggio del 1500 in Brasile, inviando una nave della sua importante spedizione di nuovo in Portogallo per avvertire la corona lusitana di questa nuova rilevante scoperta che era stata fatta, e lui poi riprese la propria missione giungendo proprio in India. E una volta giunto in India, ecco che la spedizione di Cabral non solo rafforzò le relazioni commerciali con i locali, ma insomma incominciò anche a far sentire la mano pesante nei confronti di coloro che erano particolarmente riluttanti a stringere relazioni mercantili vantaggiose per quanto riguardava la potenza lusitana. E infatti andiamo pure nella slide successiva, perché poi per quanto riguarda l'avventura portoghese in Brasile ci soffermeremo magari un po' più avanti. Ecco che in questa slide vediamo soprattutto il planisfero di Cantino, che è una mappa sulle scoperte portoghesi ottenuta dall'agente diplomatico italiano Alberto Cantino per conto del duca di Ferrara nel 1502, mentre Cantino si trovava in Portogallo. Ecco, vediamo quali sono le principali scoperte geografiche, le esplorazioni, le missioni, le spedizioni compiute dai lusitani tra l'America meridionale, l'Africa subsahariana e l'India. Vediamo anche i principali avamposti e empori commerciali, le prime fortificazioni costruite appunto dai portoghesi, insomma, che poi rivolsero la maggior parte della loro attenzione lungo la costa occidentale africana, fortificandola ulteriormente così da preservare le rotte mercantili che erano riuscite a creare e a instaurare con le popolazioni locali, ma soprattutto in India, tanto che sempre Emanuele I del Portogallo decise di
costituire una nuova spedizione molto più forte da un punto di vista militare, capeggiata da Francisco de Almeida, che venne inviata di nuovo verso l'India, e il suo obiettivo era quello di conquistare diversi avamposti mercantili lungo la costa del Malabar, quindi lungo la costa occidentale indiana, tanto che Francisco de Almeida si spinse oltre e arrivò a conquistare Goa, a fortificarla ulteriormente e quindi a fondare di fatto la capitale dell'impero portoghese nel sud-est asiatico. Non solo, Francisco de Almeida riuscì a firmare anche un vantaggioso trattato commerciale con il sultano di Malacca. Malacca era un importante scalo per il traffico con l'Indonesia e il Mar Cinese meridionale. Ancora oggi dallo Stretto di Malacca circola all'incirca il 60% del traffico mercantile mondiale, mentre il suo unico figlio, Lourenço de Almeida, iniziò il commercio della cannella dall'isola di Ceylon. E quindi ecco che i portoghesi incominciarono a rafforzarsi in maniera veramente molto importante in India, non solo con Francisco de Almeida, ma in seguito soprattutto con Alfonso de Albuquerque, che sarà il primo governatore portoghese, ecco, di quelle acque dopo Francisco de Almeida, a cannoneggiare direttamente lo stretto di Hormuz e quindi la porta d'ingresso al Golfo Persico, permettendo ai portoghesi di raggiungere di fatto un'egemonia quasi incontrastata a livello marittimo, anzi senza il quasi, un'egemonia incontrastata a livello marittimo e talassocratico proprio nell'Oceano Indiano, controllando sostanzialmente i principali sbocchi e stretti commerciali da Malacca a Hormuz allo stretto di Bab el Mandeb, e quindi sostanzialmente a permettere ai portoghesi di affermarsi come il principale attore europeo nel traffico delle spezie provenienti da Oriente, affermando di conseguenza la loro netta superiorità commerciale tra l'Oceano Indiano e l'Oceano Atlantico, bagnante appunto le coste occidentali africane. Se andiamo invece... Allora, ferma un vai. attimo perché voglio far notare una cosa che ci sta seguendo, e lo si vede già dal planisfero di Cantino, ma lo vedremo poi anche da mappe molto più recenti in realtà. La differenziazione un po' di come i portoghesi sfruttavano, diciamo, le loro conquiste rispetto agli spagnoli, che vedremo tra un pochino. Cioè, di fatto, se voi notate, anche già da questo planisfero, noterete che praticamente i portoghesi si insediarono principalmente lungo le coste, come ha detto giustamente lì poc'anzi, di ogni singolo, diciamo, territorio scoperto, non solo per una questione meramente strategico-militare, ma specialmente per una questione economica, come giustamente hai riferito poc'anzi Elia. E l'interesse, diciamo, di addentrarsi più all'interno allo stato attuale non c'era così tanto, rispetto invece agli spagnoli, che invece iniziarono sempre di più a colonizzare l'entroterra, tranne ovviamente per il Brasile, che solo negli anni successivi poi divenne, e per i trattati anche successivi, che vedremo tra un pochino, verrà piano piano colonizzato. Vado alla prossima slide, Elia, prego. Sì, nella prossima slide, nelle prossime due slide ci soffermiamo un attimo sulla figura di Paolo Dal Pozzo Toscanelli, grande cartografo toscano, che giocò un ruolo veramente molto rilevante nel corso del XV secolo, perché fu colui che diede avvio a degli studi per quanto riguardava il mondo conosciuto e il mondo sconosciuto, e cioè diede avvio a degli studi veramente molto importanti a livello cartografico, che poi influenzarono soprattutto Cristoforo Colombo. Paolo Dal Pozzo Toscanelli nacque a Firenze nel 1397 e si laureò alla Facoltà di Medicina di Padova nel 1424. Era un dotto medico, un astronomo, un matematico. Si interessò in maniera veramente molto importante, come si diceva, alla cartografia, ed era soprattutto interessato a trovare un nuovo modo per
diciamo, per rubare le rotte delle spezie ai commercianti arabi. Come molti altri esponenti della borghesia fiorentina, proveniva da una famiglia di commercianti che si procurava per i consumatori una vasta gamma di spezie, tra cui il pepe, lo zenzero, la cannella, chiodi di garofano e di zafferano, eccetera. Lo zafferano, eccetera. E come tutti sanno, il commercio di spezie proveniente dall'Asia era all'epoca il più redditizio, ma come abbiamo già detto prima, nel 1453 questo commercio entrò in crisi a causa della conquista ottomana di Costantinopoli. E dunque i paesi cristiani dell'Europa mediterranea e soprattutto le città-stato italiane, tra cui Firenze, si trovarono in una grave crisi economica e commerciale. A quel punto Paolo dal Pozzo Toscanelli iniziò a verificare e misurare la rotta oceanica verso le Indie, facendo degli studi intorno al globo per cercare di valutare, ecco, attraverso dei calcoli astronomici accurati, le longitudini, le latitudini e soprattutto le distanze tra il vecchio mondo, l'Europa e le Indie orientali, in particolar modo il Katai, il Cipango, e cioè la Cina e il Giappone e altre Indie orientali. Paolo dal Pozzo Toscanelli era ovviamente, basava i suoi studi anche su altri studi fatti in precedenza. Abbiamo citato all'inizio l'Almagesto di Tolomeo, che sicuramente era molto importante per cercare appunto di comprendere quali passi in avanti erano stati fatti fino ad allora. L'Almagesto era un trattato matematico in lingua greca del secondo secolo sui moti apparenti delle stelle e dei percorsi planetari. E per la prima volta, ecco, si era cercato di canonizzare, soprattutto sotto poi in seguito Paolo dal Pozzo Toscanelli, un modello geocentrico dell'universo che è stato accettato per più di 1200 anni, dalle origini ellenistiche al primo Rinascimento, fino a Copernico, quando poi ruppe con questo modello. Insomma, Paolo dal Pozzo Toscanelli, basando i suoi calcoli sulle informazioni geografiche di Tolomeo, secondo le dimensioni dell'ecumene greco-ellenistico, il mondo abitato conosciuto doveva insomma avere delle dimensioni per cui navigando verso occidente si poteva raggiungere l'Oriente ad una distanza di appena 6.500 miglia. Non ci sono prove che Paolo dal Pozzo Toscanelli e Colombo si siano mai incontrate. Ad ogni modo, Colombo aveva senz'altro la mappa di Paolo dal Pozzo Toscanelli e fu profondamente influenzato dagli studi dell'eminente cartografo fiorentino. Se andiamo nella slide successiva, vediamo quanto ho appena detto, ovvero secondo gli studi portati avanti da Paolo dal Pozzo Toscanelli, questa cartina del 1474, vediamo come lui identificasse, ecco, una distanza per la quale navigando verso occidente si poteva raggiungere l'Oriente, in particolar modo le isole dell'arcipelago giapponese, di cui aveva dato menzione tra il 1297 e il 1298 nel milione Marco Polo. E quindi il Cipango, cioè l'attuale Giappone, di fatto si doveva trovare in quello che è attualmente il Messico. E sarà proprio questa cartina e questi studi a influenzare Cristoforo Colombo. Andiamo nella slide successiva, Luca, perché ecco, andiamo a prendere in considerazione la figura di Cristoforo Colombo, che nacque in una famiglia della piccola borghesia genovese nel 1451 e, stando a quanto raccontato in particolar modo dal suo figlio in alcuni scritti, Ferdinando Colombo, ma anche da Bartolomeo de las Casas, sembra che frequentasse corsi di astronomia, geografia e cosmografia presso l'Università di Pavia. Ad ogni modo, Cristoforo Colombo ebbe una vita alquanto avventurosa ancor prima della scoperta dell'America, perché dal 1461 al 1476 Colombo navigò
lungo le coste italiane e può darsi che sia arrivato anche a Tunisi. Apprese sicuramente molto da questi viaggi, ma fu con la successiva permanenza in Portogallo dal 1476 al 1485 che perfezionò le sue conoscenze e maturò il grande progetto di raggiungere l'Asia navigando verso occidente, anche perché durante il suo soggiorno in Portogallo fra il 76 e l'85 Cristoforo Colombo si avvicinò all'Accademia di Sagres nell'Algarve, che era stata fondata dal principe Enrico il Navigatore, che nel corso del 400 ormai era diventato la principale accademia per navigatori di Europa. E nel 1484 i diversi studi che aveva portato avanti Cristoforo Colombo, influenzato appunto dal Milione di Marco Polo e quindi dalle narrazioni che aveva fatto il mercante veneziano dell'Asia orientale, della Cina e del Giappone, lo studio che aveva portato avanti dell'Imago Mundi dell'ecclesiastico Pierre Deilly, pubblicato nel 1480 e nella quale insomma anche in questo caso si stava che conteneva la massima secondo cui l'Oceano Atlantico non è tanto grande da coprire 3/4 della superficie del globo come alcuni dicono, e gli studi poi soprattutto sulle rotte marittime e la sfericità della Terra compiuti da Paolo Alpozzo Toscanelli e la sua lettera inviata al portoghese Martins de Reris, in cui insomma si convinse di poter raggiungere l'estremo oriente navigando verso occidente. Soprattutto, Colombo elaborò un progetto molto importante che decise di presentare nel 1484 al re del Portogallo, Giovanni II. Giovanni II però non si dimostrò interessato. Secondo il re, infatti, Colombo era un gran chiacchierone pieno di fantasia e immaginazione, quindi non volle credere al navigatore genovese per questo motivo, ma anche perché negli anni 80 del 400 Giovanni II era interessato alle grandi missioni di esplorazioni geografiche che stavano portando avanti i lusitani lungo la costa occidentale africana, i viaggi di Diogo Cao. Bartolomeo Dias di lì a poco, nel 1487, avrebbe raggiunto il Capo di Buona Speranza e dunque era molto più interessato a delle missioni di esplorazione, a dei viaggi marittimi che risultavano essere più certi e sicuri rispetto ad un lancio nel vuoto come si andava a prospettare o come si stava prospettando essere quello di Cristoforo Colombo. E dunque a quel punto Colombo, spazientito, decise di trasferirsi in Spagna. E tra il 1485 e il 1492, oltre a implementare ancora di più i propri studi, le proprie analisi e le proprie disamine riguardo al progetto che aveva elaborato, tentò di presentare più volte il suo piano ai regnanti di Spagna. La Spagna in quel momento si trovava in una situazione un po' particolare, perché nel 1469 si erano sposati Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona, i quali, pur mantenendo divise le due corone di Castiglia ed Aragona, però decisero di portare avanti, per forza di cose, in quanto marito e moglie, una politica allineata a livello militare per quanto riguardava il completamento della riconquista della penisola iberica. Un completamento della riconquista che avvenne effettivamente nel gennaio del 1492, quando Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona riuscirono a sconfiggere Abu Abdullah Muhammad XII, l'ultimo sultano nasride di Granada, e dunque l'ultimo avamposto musulmano moresco presente nella penisola iberica cade sotto il controllo spagnolo. Liberato di conseguenza la Spagna dalla minaccia musulmana, dalla presenza musulmana, e quindi riunificata di fatto una buona parte della Spagna, nonostante però il processo di riunificazione soprattutto dei diversi
popoli che componevano la Spagna, non solo i castigliani e gli aragonesi, ma anche i galiziani, andalusi, asturiani e molti altri, era ancora in corso. Ad ogni modo, ecco, la cacciata dei musulmani dalla Spagna permise a Isabella di Castiglia e a Ferdinando d'Aragona di guardare, ecco, verso occidente, di guardare al Portogallo e di guardare soprattutto all'Atlantico. E dunque Isabella di Castiglia si mostrò disponibile ad accogliere il progetto di Cristoforo Colombo, o a quantomeno di parlare riguardo a questo progetto, anche perché Colombo era fermamente convinto di poter raggiungere le Indie orientali navigando verso occidente, e i re cattolici avevano alcune esigenze che risultavano concordare con il progetto di Colombo. Sconfitti i musulmani, di fatto i mercanti di Cordova e di Granada avevano a disposizione, ecco, delle ricchezze, delle capacità di investimento importanti che potevano dirottare verso il progetto di Colombo. Soprattutto i re cattolici si trovavano circondati da una schiera di hidalgos, di nobili, piccoli nobili inquieti, che avevano appena terminato di assisterli nella campagna bellica della Riconquista e che ora si aspettavano di ricevere terre come ricompensa dei loro servizi. E dunque, se Cristoforo Colombo avesse veramente avuto successo, e cioè avesse raggiunto le Indie orientali, a quel punto si potevano creare delle campagne belliche dove gettare all'esterno l'eventuale malcontento interno, oppure far credere, ecco, all'Hidalgos di poter conquistare dei ricchi territori come ricompensa per il servizio svolto durante la campagna bellica della Riconquista tra il 1482 e il 1492. Se andiamo nella slide successiva, vediamo, ecco, come questo è il monumento a Isabella I di Castiglia e Cristoforo Colombo, presente a Granada. C'è da sottolineare questo, che intorno agli anni 90, i primi anni 90 del 400, fra il 1490 e il 1492, Cristoforo Colombo si era trasferito soprattutto a Cordova, e a Cordova si era trasferita nel Palacio de los Reyes Católicos, non vicino alla Meschita Catedral, proprio nel centro di Cordova. Lì si erano trasferiti i re cattolici, i quali da Cordova seguivano la campagna bellica contro Granada. E il 17 aprile 1492, con le capitolazioni di Santa Fe, Isabella di Castiglia concesse appunto a Cristoforo Colombo il diritto, il privilegio di portare avanti il suo progetto. Non solo, con le capitolazioni di Santa Fe, Colombo avrebbe ricevuto il titolo di ammiraglio del Mare Oceano, che gli garantiva poteri amministrativi e giudiziari sulle terre eventualmente scoperte, e poi avrebbe ricevuto anche il 10% delle pietre e dei metalli preziosi trovati e un ottavo di tutti i profitti commerciali. E dunque i sovrani cattolici, in particolar modo Isabella di Castiglia, ma anche Ferdinando d'Aragona, concessero enormi diritti e privilegi a Cristoforo Colombo, in parte anche perché probabilmente non credevano fino in fondo nella buona riuscita del progetto del navigatore genovese. Così, insomma, fra il maggio e il luglio 1492 la flotta di Colombo fu allestita presso il porto di Palos della Frontera, anche perché non venne scelta, ecco, Cadice, che era il principale sbocco commerciale spagnolo, per il fatto che da lì, nell'estate del 1492, circa 8.000 famiglie ebraiche erano in procinto di salpare, dal momento che il 31 marzo del 1492 era stato indetto un bando di espulsione nei confronti degli ebrei, e dunque Cristoforo Colombo appunto decise da Palos di organizzare, grazie agli investimenti che provenivano dai mercanti andalusi ma anche castigliani e aragonesi, oltre agli investimenti provenienti dalla corona di circa 2 milioni di maravedis, corrispondenti all'incirca 120.000 euro attuali, di organizzare una flotta composta dalla Nina, la Pinta, la Santa Maria. Andiamo pure nella slide successiva, Luca,
e dunque di compiere un viaggio sostanzialmente verso l'ignoto. Un Allora, viaggio... piccola precisazione sulle famose 3 navi di Colombo, Nigna, Pinta e Santa Maria. Quest'ultima non è una caravella, è un nau, cioè quindi produzione, diciamo, portoghese, come anche in realtà le altre 2 restanti, che invece sono a tutti gli effetti due caravelle. È interessante poi oltretutto il fatto che tu... Parlo un pochino io perché così prendi un attimo fiato, Elia. È interessante il fatto che tu abbia menzionato il marzo del 1492, cioè il decreto di espulsione degli ebrei dalla Spagna. È interessante perché siamo in un contesto in cui inizia a serpeggiare il concetto di limpieza de sangre, no? Cioè di purezza del sangue spagnolo. È appena finita fondamentalmente la Reconquista e di fatto la Spagna si trova a privarsi in realtà con questo decreto di espulsione di un sacco in realtà di menti enormi anche da un punto di vista commerciale per il futuro impero spagnolo. E tant'è che questo secondo me sarà l'inizio poi di fatto anche di una crisi di quel siglo d'oro di cui adesso siamo agli inizi, ma in realtà forse è anche l'inizio della fine, ed è un concetto un po' paradossale, ma molto in realtà, secondo me, esatto. Cioè, privandosi di questa parte della popolazione, gli spagnoli inizieranno semplicemente a basare la loro economia sui viaggi avanti e indietro di oro preso dalle... adesso verranno scoperte da qui a poco dalle future colonie sia vabbè, dei Caraibi che del Messico, quello che verrà chiamata la Nueva Spagna, e ovviamente del vicereame del futuro vicereame del Perù. E questo permetterà di fatto anche agli inglesi, poi specialmente nell'età di Filippo II, di ovviamente arrivare a essere una spina nel fianco, specialmente per questi traffici. E dove vanno a finire tutti questi ebrei? Beh, qua c'è una sorta di diaspora e parte anche di essi finiranno in Italia e è interessante perché una parte anche di questi finirà all'interno del contesto del Ducato di Ferrara, che è un ducato che, diciamo, nella politica ebraica, diciamo così, sarà molto molto permissivo e anzi proteggerà molto gli ebrei. Perché? Perché ovviamente da un punto di vista economico serviva per tramite anche una tassazione dei loro diciamo prestiti di interesse riuscire a guadagnarci da questo punto di vista. Tant'è che oltretutto la stessa corona ducale sarà spesso e volentieri in contrasto con l'inquisizione interna proprio nei riguardi della politica ebraica da una parte, ma e anti-ebraica da parte dell'inquisizione. Detto questo, sei ripreso fiato, Elia, puoi continuare. Prego. No, grazie mille Luca, ottimo commento, anche perché insomma certamente molti ebrei giunsero anche in Prussia, ai Paesi Bassi, e poi giunsero anche a Livorno, no? Con le leggi livornine tra il 1591 e il 1593, il Granduca di Toscana appunto trasformò Livorno nel principale porto franco del Mediterraneo, un porto franco che si arricchì grazie all'arrivo, ecco, di comunità ebraiche particolarmente dinamiche dal punto di vista commerciale, finanziario e mercantile. E la crisi del siglo d'oro è vero che in parte contribuì, ecco, l'espulsione degli ebrei, soprattutto poi fu decisiva, secondo me, l'espulsione definitiva dei musulmani presenti all'interno dell'Andalusia, ma che vennero definitivamente espulsi, Moriscos nel 1609-1610, che di fatto misero in crisi, ecco, il settore agricolo andaluso, che era molto importante per la tenuta proprio della penisola iberica. E detto questo, appunto, la Nina, la Pinta e la Santa Maria intrapresero un viaggio verso l'ignoto. Ci fu, ecco, anche un tentativo di ammutinarsi contro
Cristoforo Colombo all'inizio dell'ottobre del 1492. La spedizione partì effettivamente nell'agosto del 1492, a ottobre, primi di ottobre, ci fu un tentativo di ammutinarsi, poi in realtà ci fu un cambio di rotta, una sterzata decisiva che portò appunto la spedizione di Colombo a raggiungere San Salvador nell'arcipelago delle Bahamas, a circa 9.000 miglia però dalla destinazione creduta, cioè Cristoforo Colombo pensava di essere approdato in una delle isole del Cipango, cioè in una delle isole appartenenti all'arcipelago nipponico. In realtà era giunto appunto a San Salvador nelle isole Bahamas, in un nuovo continente, anche se lo stesso Cristoforo Colombo morì non sapendo mai di aver scoperto un nuovo continente, perché per tutta la sua vita credette insomma di aver raggiunto l'estremo oriente. E Colombo insomma ritornò in seguito alla sua prima spedizione di nuovo in Spagna, portando con sé alcuni pappagalli, alcuni animali esotici, alcune perle, un pochino di oro, anche 10 indios, così da solleticare, da stuzzicare la curiosità, le fantasie, l'immaginazione anche dei sovrani spagnoli, e non solo, di fatto di tutta l'Europa, tanto che i sovrani spagnoli decisero di finanziare altre 3 spedizioni di Cristoforo Colombo. In totale appunto furono 4, e Cristoforo Colombo insomma durante le sue spedizioni scoprì molte delle principali isole caraibiche: Hispaniola, Dominica, Cuba, Giamaica, le isole Leeward, le Vergini, Puerto Rico, Trinidad, giunse fino alle foci del fiume Orinoco in Venezuela, alimentando poi le fantasie intorno a El Dorado, e giunse anche in Honduras, Costa Rica e Panama. Fu un successo enorme dal punto di vista nautico, ma soprattutto geografico, perché venne scoperto appunto un territorio molto fertile, molto ricco, un territorio che di fatto fin dai tempi della glaciazione era stato completamente isolato rispetto al resto del mondo, rispetto soprattutto ai 3 continenti conosciuti fino ad allora, cioè l'Europa, l'Africa e l'Asia. Nel suo secondo viaggio Colombo scoprì poi che l'iniziale avamposto su Hispaniola, chiamato Villa de Navidad, era stato distrutto, e che la guarnigione di 39 marinai era stata spazzata via dall'indio Taino, infuriati per l'insistenza con cui gli spagnoli volevano conoscere le fonti dell'oro dell'isola, e forse anche per il loro comportamento verso le isolane. Il fatto sta che nei confronti soprattutto dei Taino, dei Caribe, delle popolazioni che quindi abitavano l'arcipelago caraibico, verso di loro il colonialismo ispanico si comportò in maniera più truce e truculenta nel corso di questi primi anni. In seguito poi vennero fatte delle nuove esplorazioni geografiche. Possiamo andare avanti con la slide successiva, appunto, che mostra l'approdo di Cristoforo Colombo a San Salvador nelle isole Bahamas. Tra l'altro un dipinto questo che si trova all'interno del Campidoglio a Washington, negli Stati Uniti d'America, dipinto nel 1847, e quindi Cristoforo Colombo che poi venne venerato come uno dei padri della patria anche per quanto riguarda l'America, da parte ovviamente dell'America bianca, definiamola in questo modo, e invece oltraggiato da altri che lo consideravano come colui che aveva dato avvio al colonialismo più brutale nei confronti proprio delle popolazioni che abitavano il continente americano. Possiamo andare nella slide successiva. Perché? Perché una volta ritornato dal suo primo viaggio, Cristoforo Colombo ovviamente diede notizia agli spagnoli della scoperta di quelle che lui considerava essere appunto l'Estremo Oriente, e che vennero ridefinite poi in seguito le Indie occidentali.
di fatto la scoperta di questi territori da parte di Colombo generarono una contesa tra spagnoli e portoghesi. Il Portogallo rivendicava assoluta autorità su tutti i nuovi territori che erano esplorati e la rivendicava in base a quelle bolle papali che erano state concesse ai portoghesi fra il 1452 e il 1454 dal pontefice Niccolò V. Dall'altra parte vi erano gli spagnoli che invece rivendicavano loro l'assoluto dominio su territori che erano stati scoperti da poco da questa grandissima spedizione portata avanti a Cristoforo Colombo. Quindi una contesa tra le due principali superpotenze infieri dell'epoca, e cioè il Portogallo e la Spagna, e venne chiamato a dirimere tale contesa come arbitro il Papa Alessandro VI Rodrigo Borgia, quindi fondamentalmente un suddito degli spagnoli che con la bolla intercetera del 1493 decise di istituire una raia, un meridiano, che divideva sostanzialmente in due il mondo, in due sfere di influenza. La linea venne istituita, questa linea immaginaria, astronomica, a 100 leghe a ovest delle Azzorre, dividendo il mondo in due sfere di influenza: a est la sfera di influenza portoghese, a ovest la sfera di influenza spagnola. I portoghesi, per forza di cose, non erano molto contenti dal momento che Alessandro VI, in quanto spagnolo, aveva, secondo Lisbona, favorito gli spagnoli, e dunque l'anno successivo, nel 1494, con il Trattato di Tordesillas, si giunse ad una nuova ridefinizione di questa spartizione del mondo a 370 leghe a ovest di Capoverde, l'est sempre ai portoghesi, ovest agli spagnoli, e così quando Pedro Álvarez Cabral nel 1500 scoprì il Brasile, poté rivendicare a ragione appunto il Brasile come nuova terra lusitana. Il Trattato di Saragozza invece del 1529, che è stato riportato in fondo in questa slide, stabilisce invece il controllo delle isole Molucche nella parte più orientale del mondo, nel sud-est asiatico, anche perché in seguito al 1504-1507 si era ormai capito che queste terre scoperte da Colombo non erano il Cipango, non era l'arcipelago nipponico, ma era effettivamente un nuovo continente che venne chiamato America. Andiamo pure nella slide successiva, Luca. Allora, prima di andare nella slide successiva volevo dire due cosine riguardo questa carta, questa slide che stai mostrando, forse leggermente nerd per chi appunto segue delle serie o miniserie di carattere storico. Allora, per quanto c'è la bolla intercetera, come prima, che tu hai posto, la del 1493, se voi avete visto per caso l'ultima serie che hanno fatto sui Borgia, quello con protagonista John Dorman, se non ricordo male, nella parte di Alessandro VI, c'è proprio una scena dove il Papa pone, anche se quando, se non ricordo male, è ancora cardinale, quindi siamo fuori di un anno in realtà, perché lui era già Papa, perché lo diventerà nel 1492, tira proprio questa linea e pone in essere il fatto che noi decidiamo che la divisione delle scoperte tra Spagna e Portogallo deve essere questa, e tira la linea. Poi invece, per quanto riguarda gli altri due trattati, Tordesillas e Saragozza, se avete visto su, se non ricordo male, Amazon, però non mi ricordo esattamente se quella è la piattaforma giusta, cioè la serie Shogun, in una delle prime puntate il protagonista disegna una sorta di planisfero come quello che state vedendo, molto ovviamente semplice per terra, e poi tira appunto due righe che delimitano appunto il Trattato di Tordesillas da una parte e il Trattato di Saragozza dall'altro, dove appunto fa notare, senza nominarli ovviamente questi due trattati, quali sono le zone di competenza del Portogallo e della Spagna. Ovviamente il Giappone ne è protagonista qui, quindi ecco perché siamo qua ovviamente già nel 1600, però è giusto per spiegare ai giapponesi
come gli europei si sono divisi un po' il mondo, o meglio, come i due imperi, spagnolo e portoghese, si erano divisi il mondo già almeno un secolo prima. Andiamo alla prossima slide e appunto andiamo su Amerigo Vespucci. Prego. Sì, andiamo su Amerigo Vespucci, perché fu proprio Amerigo Vespucci a compiere dei viaggi molto importanti tra il 1499 e il 1502, e questa è una lettera che Vespucci scrisse a Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, nella quale insomma dichiara: nei giorni passati ti ho scritto piuttosto diffusamente del mio ritorno da quelle nuove terre che con la flotta, i finanziamenti e il mandato del serenissimo re di Portogallo abbiamo cercato e trovato. Amerigo Vespucci compie il viaggio, in questo caso, ecco, finanziato dal sovrano portoghese, le quali è lecito chiamare il nuovo mondo, dato che i nostri avi non ne ebbero alcuna cognizione e quindi costituiscono per tutti quelli che ci ascoltano una novità assoluta. Lì ci rendemmo conto che quella terra non era un'isola, ma un continente, poiché si estendeva per lunghissimi lidi che la circondavano ed era piena di infiniti abitanti. E qui scoprimmo innumerevoli genti e popolazioni, animali selvatici di tutti i tipi, che non si incontrano nei nostri paesi, e molti altri da noi mai visti, dei quali sarebbe lungo parlarne dettagliatamente. Amerigo Vespucci compie questi viaggi, in parte finanziato dai portoghesi, in parte anche per vie traverse dagli spagnoli. Insomma, anche Amerigo Vespucci ebbe una vita mirabolante, alquanto avventurosa. Ad ogni modo, durante i suoi viaggi compiuti proprio fra il 1499 e il 1502, Vespucci esplorò oltre 3.000 chilometri della linea costiera di queste nuove terre scoperte, confermando l'esistenza di un nuovo continente. Tali esplorazioni di cui lui parlò anche in una lettera diventata poi una sorta di libello, di trattatello, il Mondus Novus, pubblicato nel 1504 e che ebbe larga diffusione in Europa. Ecco che queste nuove scoperte portarono il cartografo tedesco Martin Waldseemüller a chiamare il nuovo continente scoperto appunto America, sul suo celebre mappamondo del 1507, in onore del grande navigatore toscano, appunto, Amerigo Vespucci, che appunto diede il suo nome al nuovo continente. Esplorando lo stretto Istmo di Panama poi nel 1503, Vasco Núñez de Balboa si trovò per primo sul Pacifico e rivendicò alla Spagna questo vasto oceano e le sue terre e isole adiacenti. Tuttavia, ecco, se Vasco Núñez de Balboa nel 1513 aveva per primo visto il Pacifico, andiamo pure nella slide successiva, Luca, colui che riuscì a circumnavigare per la prima volta nella storia il globo fu Ferdinando Magellano, un portoghese che compì la circumnavigazione del globo per conto della corona spagnola, per conto degli spagnoli. Infatti Ferdinando Magellano fu al servizio del re portoghese Emanuele I dal 1503 al 1513 nell'estado da India, giocò un ruolo rilevante nel corso proprio della costituzione dell'impero portoghese nel sud-est asiatico e nel subcontinente indiano. Tuttavia nel 1518 firmò un contratto con il nuovo re di Spagna, era diventato re di Spagna Carlo V dell'impero nel 1516, nel 1518 firmò appunto un trattato con Carlo e questo patto prevedeva cospicue ricompense in cambio dell'affermazione della corona spagnola sulle isole Molucche, ricche di spezie, che l'esploratore affermava di poter raggiungere doppiando la punta meridionale del continente americano. La flotta di Magellano, composta da 5 navi e 270 uomini, salpò nel settembre del 1519, fece alcune soste nelle Canarie, si spinse poi fino al Brasile, lì si rifucillò brevemente, sapendo perfettamente che se i portoghesi avessero riconosciuto questa spedizione fatta per conto degli spagnoli, avrebbero sicuramente razziata, saccheggiata, e poi in seguito giunse, ecco,
in quello che è attualmente conosciuto come lo Stretto di Magellano. Svernò dunque in Patagonia, nella cosiddetta Terra dei Fuochi, e poi nel settembre del 1520 il capitano riprese il viaggio. In ottobre la flotta penetrò nello stretto di 373 miglia che oggi porta il nome appunto di Magellano. Nel novembre le 3 navi superstiti entrarono nel nuovo oceano che Balboa aveva avvistato 7 anni prima dall'istmo di Panama. E lì Magellano chiamò il nuovo oceano Oceano Pacifico, Mar Pacifico, per le sue acque tranquille. Nel marzo del 1521 Magellano, ora al comando di 150 uomini, toccò le isole Filippine, che rivendicò nel nome di Carlo V. Anche se all'inizio i rapporti con i sovrani locali furono cordiali, Magellano fu ucciso in uno scontro sull'isola Mactan combattendo contro forze locali indigene. E dunque il comando della spedizione di Magellano venne assunta da Juan Sebastián Elcano, che con circa 60 uomini e dopo un difficile viaggio attraverso l'Oceano Indiano e attorno il Capo di Buona Speranza, che erano ovviamente acque dominate dalla flotta portoghese, riuscì comunque a raggiungere la Spagna nel settembre 1522 con solo 20 superstiti, tra cui tal Antonio Pigafetta, che narrò la spedizione compiuta da Magellano e da Elcano, insomma la prima circumnavigazione del globo tra il 1519 e il 1522, nella relazione del primo viaggio intorno al mondo. Se andiamo nella slide successiva, notiamo appunto quali sono state le principali esplorazioni compiute fino a questo momento intorno al globo. Il protagonismo assoluto avuto nel corso del 400 dai portoghesi e poi in seguito, ecco, le ispirazioni, le ambizioni portate avanti, corroborate e sostanziate dagli spagnoli e attraverso alcuni naviganti italiani, tra cui soprattutto Cristoforo Colombo, che giunse appunto a scoprire l'America nel 1492. Di fatto le nuove esplorazioni geografiche, le nuove scoperte portarono, come dicevamo all'inizio, ad un incontro tra civiltà molto eterogenee fra loro, che costituirono momenti di incontro e soprattutto di scontro, ma che di fatto determinarono uno sconvolgimento totale dell'umanità e del mondo. Intanto l'America permise di fatto alle potenze europee, in primis agli spagnoli, in parte anche ai portoghesi e poi in seguito anche ai francesi, agli inglesi e in parte anche a olandesi, danesi ed altri, insomma, di portare l'Europa ad affermare la propria superiorità sul resto del mondo. Insomma, l'America permise di fatto, il nuovo mondo permise al vecchio mondo di affermare un vantaggio sostanziale rispetto alle altre parti del pianeta. Mi riferisco in particolar modo all'Asia orientale, tanto che a partire dalla fine del 600 all'inizio del 700 si ebbe quella che è stata definita la grande divergenza, che portò appunto l'Europa a surclassare di fatto soprattutto la Cina e altri potentati esistenti appunto in estremo oriente. Ma l'America fu appunto il laboratorio del colonialismo europeo. Se andiamo nella slide successiva, ci soffermiamo un attimo su come gli europei dialogarono e costruirono, instaurarono l'incontro e lo scontro con le altre civiltà. Intanto, fino a partire dalle prime spedizioni compiute da Cristoforo Colombo, venne istituito in alcune isole appartenenti all'arcipelago caraibico l'encomienda che fu usata per la prima volta già con i musulmani in Spagna e con gli abitanti delle Canarie e che in seguito venne appunto esportata e impiantata
nel nuovo mondo. Sì, Cioè, è una sorta di feudalesimo esportato all'interno del contesto, diciamo, delle colonie neoscoperte da parte degli spagnoli. Detto proprio in sintesi, ovviamente. Non so se vuoi approfondire appunto che cos'è. no, giustamente era questo, detto in sintesi, nel senso che l'encomendero prometteva di proteggere e, cosa più importante alle occhi inizialmente della regina Isabella, di istruire i Taino nella liturgia della fede cattolica. In realtà sostanzialmente poi l'encomenda certo era una sorta di feudo di tipo medievale che portava gli encomenderos ad avere a disposizione indios che venivano sfruttati per la coltivazione della terra e anche per le prime economie di piantagione che si andava a formare in quel momento. Il compito dell'encomendero era poi quello di inviare una percentuale del guadagno ricavato ai governatori a livello locale e poi di conseguenza alla corona di Spagna, ma soprattutto l'altro compito che avevano, la missione che avevano era quella di dare avvio all'evangelizzazione, alla cristianizzazione degli indios. Ma la cosa più importante, forse ecco più rilevante, è proprio il come i Taino e i Caribe, cioè le popolazioni abitanti dell'arcipelago caraibico, vennero sottomesse dagli spagnoli attraverso l'utilizzo di un documento elaborato da un giurista spagnolo, Juan López de Palacios Rubios, il cosiddetto requerimento, che veniva letto pubblicamente dagli spagnoli quando giungevano in un territorio che avevano scoperto da poco e che affliggevano sui tronchi degli alberi e che leggevano pubblicamente, ovviamente in spagnolo, e se gli indios di fatto si opponevano a quanto era stato detto, anche perché per loro era incomprensibile quello che veniva pronunciato dagli spagnoli, si opponevano insomma all'autorità ispanica, a quel punto gli spagnoli avevano il diritto e il dovere di sottometterli. Leggiamo alcune parti del requerimento perché è emblematico, ecco, della campagna di conquista portata avanti dagli spagnoli a partire proprio dall'inizio del Cinquecento, perché la parte iniziale del requerimento, nel preambolo, abbiamo una presentazione dei sovrani spagnoli, del re Don Ferdinando e di sua figlia, Donna Giovanna, regina di Castiglia e León, meglio conosciuta come Giovanna la Pazza, è la mamma di Carlo V. La mamma di Carlo V, sì. Tanto che infatti viene presentata Giovanna perché ormai Isabella era morta, e soprattutto si crea appunto nel preambolo, si spiega qual è la nascita del mondo, si spiega di conseguenza, ecco, che esiste un unico Dio, è il Dio contenuto all'interno delle Sacre Scritture, è il Dio del Vangelo, e di conseguenza, ecco, anche loro, gli indios, devono sottostare all'unica religione universale che è quella cristiano-cattolica. Da questi genti Dio nostro Signore diede l'incarico a uno che fu chiamato San Pietro, che fosse il Signore di tutti gli uomini e il superiore di tutti quelli che gli obbedissero. Ovviamente si riferisce al Papa. E fosse capo di tutto il genere umano, ovunque gli esseri umani si trovassero, in qualunque legge, setta o credenza, e gli diede tutto il mondo come suo regno e giurisdizione, e secondo la sua volontà egli stabilì che la sua sede fosse posta a Roma, in quanto il luogo più adatto a governare tutte le genti, cristiani, musulmani, ebrei, pagani o di qualsiasi altra setta o credenza fossero. Uno dei pontefici passati, che al posto di questo successe in quella dignità e sede che ho detto in quanto Signore del mondo, fece dono di queste isole e terraferma del mare oceano ai detti re e regina. Quindi fondamentalmente è il Papa ad aver donato direttamente ai sovrani spagnoli l'assoluta potestà, l'assoluta autorità e il dominio su questi territori. Andiamo pure nella slide successiva, Luca. Quindi, come meglio possiamo, vi preghiamo e vi chiediamo che intendiate bene ciò che vi abbiamo detto e che per intenderlo e deliberarvi vi prendiate il tempo che fosse giusto e riconosciate la Chiesa come Signore e entità suprema dell'universo, e il sommo pontefice, chiamato Papa, in suo nome, e il re e la regina donna Giovanna, nostri signori, in suo luogo, come superiori e re di queste isole e terraferma, in virtù della suddetta donazione, e che consentiate e diate modo che questi padri religiosi vi dichiarino e predichino il suddetto. Se farete questo,
e tutto ciò a cui voi siate tenuti e obbligati, farete bene, e le loro altezze e noi il loro nome vi riceveremo con tutto l'amore e la carità, e vi lasceremo le vostre mogli, i vostri figli e le fattorie libere e senza vincolo di servitù, eccetera, eccetera. Ma se voi non faceste ciò, o in ciò voi interponeste maliziosamente delle dilazioni, vi faccio sapere che con l'aiuto di Dio noi interverremo potentemente contro di voi e vi faremo guerra da tutte le parti e i modi che potremo, e vi assoggetteremo al giogo e all'obbedienza della Chiesa e delle loro maestà, e prenderemo le vostre persone, le vostre mogli, i vostri figli, e li faremo schiavi, e come tali li venderemo e disporremo di loro come le loro maestà comanderanno. E vi prenderemo i vostri beni e vi faremo tutti i mali e danni che potremo, come si fanno ai vassalli che non obbediscono né vogliono ricevere i propri signori, oppongono loro resistenza e disobbedienza, e poi si va a concludere. Quindi fondamentalmente attraverso il richiedimento elaborato dal giurista Juan López de Palacios Rubios nel 1512 si andava, ecco, a mettere a punto un documento giuridico di assoluta rilevanza attraverso il quale gli spagnoli giustificarono poi il possesso di terre appartenenti alle popolazioni indigene. Se andiamo nella slide successiva, vediamo poi come all'inizio del Cinquecento si ebbe la cosiddetta epopea dei conquistadores, che corrispose di fatto allo sterminio, ai massacri e al genocidio compiuto dai conquistadores spagnoli ai danni proprio delle popolazioni indigene. Tuttavia, se i Taino e i Caribe erano fondamentalmente popolazioni che vivevano di fatto di raccolta, e che poi, come vedremo, Bartolomé de las Casas li definì, ecco, i buoni selvaggi, nel corso delle esplorazioni dell'entroterra del continente americano, gli spagnoli entrarono in contatto con civiltà particolarmente avanzate. In questo caso, ecco, vediamo un'immagine tratta da un murales presente all'interno del Palacio Nacional di Città del Messico, il palazzo presidenziale situato nel Zócalo, il centro storico di Città del Messico, un murales il cui autore è Diego Rivera, uno dei principali muralisti messicani del Novecento, dove notiamo l'arrivo di Hernán Cortés, dipinto in questa forma un po' esteticamente grottesca, che giunge appunto a Veracruz, e poi abbiamo appunto altre parti in questa scena che mostrano come di lì a poco Cortés avrebbe sottomesso le popolazioni amerindee del continente mesoamericano, della parte centrale dell'America. Ma andiamo nella slide successiva, perché Hernán Cortés era un hidalgo che era cresciuto in Estremadura e che nel 1504 approdò a Santo Domingo e poi accompagnò Diego Velázquez de Cuéllar a Cuba. Diego Velázquez era stato nominato governatore di Cuba. Cuba era l'isola, ed è l'isola più grande dei Caraibi, e divenne di fatto la capitale di quello che poi sarebbe diventato l'impero spagnolo in America. All'inizio del 1517 Hernández de Córdoba, cercando un passaggio per l'Asia, aveva raggiunto la penisola dello Yucatan. Juan Quirrigalva l'anno successivo, nel 1518, aveva costeggiato le coste vicino a Tulum, nell'attuale parte occidentale appunto dello Yucatan, che si affaccia appunto sui Caraibi, avvistando di fatto quello che era rimasto della popolazione Maya. Ma ecco, da lì si andarono a diffondere delle voci riguardo soprattutto ad un grande impero che stava dominando nella parte più centrale di quello che è attualmente il Messico, e cioè l'impero azteco, dominato appunto da Moctezuma II. Gli aztechi, che provengono, secondo la storia ma anche la leggenda, dal mitico territorio di Aztlán, e quindi dalla parte centro-settentrionale del continente americano, corrispondente agli attuali stati meridionali degli Stati Uniti d'America, tra California, Nevada, Arizona, insomma quella parte, giunsero nel 1325 in quella che poi è attualmente Città del Messico, e sul lago Texcoco
di fatto fondarono la loro capitale, ovvero allora, quella scusami se non voglio fare il grammar nazi, però si dice Texcoco. La X si pronuncia sh. Hai ragione, si dice Texcoco, hai ragione, come Mexico o Messica, sì. Esatto. E dunque, ecco, sul lago Texcoco venne appunto fondata Tenochtitlan nel 1325, che divenne poi la capitale dell'impero azteco, aztechi che poi nel corso, ecco, di oltre un secolo riuscirono a sottomettere le altre popolazioni che abitavano intorno al lago Texcoco e intorno appunto a Tenochtitlan e a creare appunto una civiltà molto avanzata, molto ricca, che aveva sviluppato anche delle tecniche agricole all'avanguardia, attraverso la bonifica appunto di una buona parte del lago Texcoco, attraverso irrigazioni, orti galleggianti. Tenochtitlan sostanzialmente era una sorta di Venezia del Nuovo Mondo, tuttavia gli Aztechi non conoscevano né la scrittura né l'uso della ruota, la loro religione basata su una visione del mondo profondamente pessimista richiedeva numerosi sacrifici spesso umani per placare l'ira degli dei maligni e irascibili, tra cui appunto Huitzilopochtli, che era il dio dell'esercito e della guerra, il corrispondente di fatto di Ares e Marte per quanto riguardava il Pantheon greco-romano, e gli Aztechi insomma riuscirono a creare anche una società ben delineata dal punto di vista gerarchico. La nobiltà era formata dagli appartenenti alle antiche aristocrazie tribali e anche da 9 membri promossi per meriti militari. Ovviamente i sacerdoti avevano un ruolo rilevante all'interno della società azteca e anche i mercanti, e poi ovviamente vi erano numerosi schiavi, ma oltre a quello vi erano soprattutto numerose entità statuali, diversi gruppi che erano stati sottomessi agli Aztechi, che dovevano pagare, ecco, pesanti tributi proprio all'impero azteco. Ecco che Hernán Cortés, una volta approdato a Veracruz, in seguito a dei ecco, litigi che c'erano stati con Diego Velázquez, governatore appunto di Cuba, Cortés decide appunto di salpare in fretta da Cuba, di fatto andando contro agli ordini che gli erano stati, ecco, dati da Velázquez, e nel 1519, portando con sé 400 soldati, 16 cavalieri e qualche pezzo di artiglieria, approdò appunto a Veracruz, catturò la città di Tabasco e da lì poi bruciò le navi per evitare appunto che i suoi miliziani, coloro, i soldati che erano con lui, potessero insomma fuggire per tornare indietro. Decise di farsi avvicinare, ecco, dalla cosiddetta Malinche, che era una donna che conosceva il Nahuatl, la lingua parlata dagli Aztechi, ma che aveva imparato a conoscere anche lo spagnolo e che quindi doveva servire come interprete proprio Hernán Cortés, e Cortés a quel punto si rivolse, ecco, verso l'entroterra. Arrivò al passo di Cortés, a quello che oggi è chiamato il passo di Cortés, che si trova nel mezzo tra il Popocatépetl e l'Iztaccíhuatl, che sono i due monti antistanti appunto Città del Messico. Il Popocatépetl soprattutto è uno dei più grandi vulcani ancora attivi al mondo, e da lì appunto si ebbe la vista di Tenochtitlan, ovvero di questa città costruita sul lago Texcoco, molto ricca, arricchita soprattutto da diversi templi che l'adornavano, e che venne appunto tratteggiata da Bernal Díaz del Castillo, che era il cronachista ufficiale della spedizione di Cortés,
come una delle città più ricche del mondo, e che alla prima vista, insomma, scatenò la cupidigia e la bramosia degli spagnoli. Andiamo pure nella slide successiva, Luca, dove in questa litografia del 1892 vediamo l'incontro tra l'imperatore azteco Moctezuma e il condottiero spagnolo Hernán Cortés, avvenuto l'8 novembre del 1519. Hernán Cortés e i suoi soldati fecero immediatamente una grande impressione nei confronti dell'imperatore Moctezuma, anche perché gli aztechi non conoscevano il cavallo, non conoscevano i metalli, dunque le armature che avevano i soldati spagnoli fecero una grande impressione proprio nei confronti degli aztechi, così come le armi da fuoco, che con il loro rumore sordo, con il loro rombo, ecco, assomigliava molto a quello del tuono, che impauriva tremendamente gli aztechi. Ma oltre a questo vi fu anche uno shock a livello culturale, perché di fatto l'arrivo di Hernán Cortés con la sua armatura su un cavallo colpì profondamente gli aztechi, in particolar modo Moctezuma, tanto da tratteggiarlo come l'incarnazione umana del serpente piumato Quetzalcoatl, il dio per eccellenza del pantheon azteco, colui che aveva dato i natali alla civiltà azteca e che poi si era miticamente allontanato ritirandosi verso Occidente. Il suo ritorno da Occidente avrebbe rappresentato la fine dei tempi. Insomma, al di là dello shock culturale, ma soprattutto di quello relativo alla supremazia tecnologica che avevano gli spagnoli, così come ad un incontro, ad uno scambio biologico che portò alla diffusione, ecco, di numerose malattie verso i quali gli americani e le popolazioni autoctone del continente americano non avevano le dovute difese immunitarie, dal tifo al vaiolo, ma anche influenze e bronchiti. Insomma, tutto questo contribuì in maniera veramente molto importante al genocidio che venne commesso in America. Ad ogni modo, l'incontro tra Cortés e Moctezuma portò Cortés ad avvicinarsi alla capitale Tenochtitlan. Fra le altre cose, l'imperatore aveva accettato la richiesta di Hernán Cortés, una volta entrato a Tenochtitlan, di porre fine ai sacrifici umani e di sostituire immagini cristiane agli dei aztechi nel principale tempio della città, il templo Mayor. Tutto questo però generò, ecco, delle rivolte da parte della popolazione, e così durante la Noche Triste, nel luglio 1520, Hernán Cortés venne espulso da Tenochtitlan, fu costretto appunto a ritirarsi. Ci fu uno scontro poi, ma su questo vado molto veloce, nei pressi di Veracruz tra Hernán Cortés, magari te vuoi aggiungere qualcosa, Luca, e alcuni miliziani inviati da Diego Velázquez. Sì, praticamente, sì, scusa se ti interrompo, vado Vai. anch'io velocemente, giusto per poi andare verso il Perù. Allora, Diego Velázquez inviò effettivamente, per vari litigi e dissidi interni tra lui e appunto Hernán Cortés, dei soldati spagnoli, anche un certo numero. Hernán Cortés decise quindi di lasciare Tenochtitlan e andare verso questi uomini inviati dal governatore di Cuba. Riuscì in poco tempo a convincerli di fatto ad entrare nel corpo di miliziani di Cortés e tornare a Tenochtitlan. Nel frattempo il secondo in comando, diciamo così, di Cortés, cioè Pedro de Alvarado, era a Tenochtitlan e iniziò ad andare, diciamo, contro la popolazione indigena e specialmente contro un rito dedicato a Huitzilopochtli, appunto il dio di cui avevi parlato poc'anzi, Elia. Ovviamente questo fece inalberare assolutamente la popolazione indigena, successivamente tutto a un massacro che avvenne per mano spagnola, tant'è che a quel punto si cercò da parte di Moctezuma, che attenzione, lui governava in realtà in una sorta di prigione dorata che gli avevano posto intorno gli stessi spagnoli, cioè di fatto era diventato un uomo di Hernán Cortés, arrivò praticamente ad essere posto, diciamo, pare
là da una balconata nei vari palazzi insomma costruiti all'interno della città di Tenochtitlan per cercare di calmare gli animi. Ovviamente questo non funzionò, tanto che pare venga scagliata dalla popolazione indigena una pietra che colpì a morte fondamentalmente lo stesso imperatore Mexica Moctezuma II. Successivamente chi detenne, tra virgolette, il potere di questo impero fu il suo successore, che è, se non ricordo male, Cuauhtémoc. Cuitlahuac, o Cuitlahuac sarebbe, va bene, che è interessante perché vuole dire, la traduzione del suo nome, escremento secco. Ovviamente governò per pochissimo tempo e subito dopo invece arrivò Cuauhtémoc, quindi c'è un interregno prima di Cuauhtémoc, e dopo insomma con Cuauhtémoc si arrivò proprio alla fine dell'impero azteco e Hernán Cortés insomma riuscì poi a conquistarlo. Prego Elia. Sì, no, concludo questa parte su Cortés dicendo che poi effettivamente ingrandì, ecco, il proprio esercito, poi fece ritorno verso Tenochtitlan e nel 1521 appunto mise sotto assedio la capitale degli Aztechi, costruì anche fra i 12 e i 13 brigantini per cercare di attaccare la capitale azteca e di cingerla definitivamente d'assedio, e poi alla fine, appunto, il 13 agosto del 1521 Tenochtitlan capitolò e l'impero azteco venne conquistato proprio dagli spagnoli capitanati da Hernán Cortés che venne nominato governatore di quella che poi sarebbe diventata la Nuova Spagna e di lì a poco avrebbe anche spostato il proprio centro governativo in quello che divenne il Palacio de Cortés a Cuernavaca, nello stato di Morelos, distante circa 80 km dall'attuale città del Messico, da quella che era diventata ormai città del Messico, perché l'obiettivo da parte di Cortés era quello di controllare certamente il Messico, però da una posizione di vantaggio e quindi non dal centro proprio di Città del Messico. Andiamo pure nella slide successiva, perché l'altro grande conquistador spagnolo del continente americano fu senz'altro Francisco Pizarro, che qui vediamo in questo dipinto, ecco, il 16 novembre 1532, mentre ordisce un rapimento, ovvero la cattura dell'imperatore Inca Atahualpa nella battaglia di Cajamarca, avvenuta proprio nel 1532, perché Francisco Pizarro era un conquistatore spagnolo che si era insediato prima di Spagnola e poi in seguito a Panama, e da lì poi, in seguito anche alle voci che si stavano diffondendo riguardo alla presenza di questo vastissimo impero Inca, molto potente, molto ricco, diffuso soprattutto sull'altopiano andino, in particolar modo nel Perù, tra Machu Picchu e Cusco che era la capitale appunto dell'impero Inca, decise insomma di addentrarsi in questa avventura con 180 uomini e 27 cavalli, una dozzina circa di archibugi e piccoli pezzi di artiglieria. Francisco Pizarro riuscì anche lui a sfruttare le profonde divisioni interne presenti all'interno dell'impero Inca. Se Hernán Cortés fu bravo a sfruttare soprattutto i vassalli riluttanti ad accettare l'impero azteco, tra cui soprattutto i tlaxcaltechi, che fornirono le migliaia di uomini che permisero a Cortés di sconfiggere gli aztechi prima nella battaglia di Tumba e poi in seguito a conquistare proprio Tenochtitlan, Francisco Pizarro riuscì invece a insinuarsi nelle diatribe, nelle frizioni presenti all'interno dell'impero Inca, soprattutto tra l'imperatore Atahualpa e suo fratello Huáscar. E infatti fu decisivo proprio Francisco Pizarro nello scardinare dall'interno la verticale del potere Inca, catturando Atahualpa, tenendolo prigioniero, chiedendo in cambio della sua liberazione, ecco, un riscatto veramente molto
importante, tanto che vennero concesse da parte dell'Inca tonnellate di oro e di argento per la liberazione imperatore che però alla fine, nell'agosto del 1533, venne ugualmente giustiziato da Pizarro. La morte di Atahualpa portò ad uno sfracellamento, ad uno sfaldamento all'interno dell'impero Inca, che aveva perso ormai la sua guida, e quindi ecco Francisco Pizarro fra il 1533 e il 1535-36 riuscì di fatto a conquistare il Perù e anche il Cile, a sedare diverse rivolte. Nel 1535 venne fondata la capitale Lima di quella che sarebbe diventata la nuova Castiglia. Di lì in poi, andiamo pure nella slide successiva, Luca, su questo ecco andrei molto veloce, ovvero sostanzialmente oltre all'America Latina conquistata dagli spagnoli, il Messico, il Perù, Cortés e Pizarro, e poi le altre spedizioni che videro protagoniste sempre gli spagnoli, con Pedro de Alvarado nello Yucatan e in Ecuador, Quesada e Balalcazar in Colombia e in Venezuela, Francisco de Orellana che viaggiò molto soprattutto lungo il Rio delle Amazzoni, dove trovò la morte anche lui in cerca dell'Eldorado e della mitica città d'oro, ma anche Almagro e Valdivia in Cile, Cabeza de Vaca e anche Coronado, per esempio, che compì dei viaggi molto importanti nel sud-ovest americano, o Hernando de Soto, che invece esplorò il Golfo in Florida lungo il fiume Mississippi. Ovviamente in Brasile, il Brasile è l'unico avamposto in mano invece ai lusitani e ai portoghesi, e quindi non agli spagnoli, e lì ecco i portoghesi sostanzialmente in Brasile, a differenza di quanto non avevano potuto fare nel sud-est asiatico, nel subcontinente indiano, riuscirono ecco a creare un impero molto vasto dal punto di vista territoriale, a creare anch'essi le loro encomiendas, che vennero però definite ingenios, ma che sostanzialmente erano encomiendas così come quelle create dagli spagnoli, basate molto sull'economia di piantagione e basate soprattutto sul questi avventurosi viaggi di esplorazione e di depauperamento della popolazione locale e dei territori ecco circostanti in Brasile, portate avanti dai pionieri d'oro, dai cercatori d'oro e non solo, i quali insomma poi si andarono ad addentrare all'interno della foresta amazzonica, ma che rimasero soprattutto lungo la costa, dando avvio alle coltivazioni dello zucchero, del caffè, del cacao, e poi anche allo sfruttamento delle miniere d'oro, il Minas Gerais. E questo trattato ecco del 1711, scritto tra l'altro da un gesuita lucchese che però si faceva chiamare João Antonil, insomma in questa cultura opulensia do Brasil ci permette ecco di comprendere meglio anche l'avanzamento coloniale portoghese in Brasile. Andiamo pure nella slide successiva, Luca, così ci abbiamo verso la conclusione. Ecco che tra il 1492 e l'inizio del 600 la popolazione americana subì ecco un tracollo clamoroso, passando da 35 milioni di indios a circa 4 milioni di indios negli anni 50 del XVII secolo. Il genocidio amerindiano fu causato soprattutto dalla supremazia tecnologica militare che avevano gli europei, le armi da fuoco, le armature, il cavallo, sconosciute appunto alle popolazioni amerindee, dalle malattie, come abbiamo detto, il tifo, il vaiolo, la peste, in parte anche influenze, bronchiti, che uccidevano a centinaia di migliaia, ecco, di amerindiani, e poi soprattutto lo sfruttamento all'interno delle piantagioni, lo sfruttamento anche nelle miniere di oro e di argento, pensiamo a quelle di Potosí o a quelle di Zacatecas invece in Messico, determinarono la richiesta di manodopera africana, aumentando e alimentando soprattutto la leggenda nera, e cioè una leggenda che incominciò già a diffondersi nel corso del Cinquecento grazie all'operato di Bartolomé de las Casas, e che poi venne riutilizzata in termini propagandistici in maniera strumentale
dai francesi, ma soprattutto dagli inglesi, a partire in particolar modo dagli anni 50 del Seicento, per dare loro avvio ad una campagna imperialista, colonialista soprattutto, verso l'America settentrionale. E quindi gli inglesi cercarono di utilizzare strumentalmente la leggenda nera diffusa da Bartolomé de las Casas, a ragione, nel corso del Cinquecento, per magnificare e nobilitare la propria campagna coloniale in Nord America come migliore rispetto a quella portata avanti dagli spagnoli nel corso del Cinquecento. Andiamo pure avanti, Luca, perché ovviamente le esplorazioni geografiche videro protagonisti non solo gli spagnoli e i portoghesi, ma anche gli inglesi e i francesi nel corso del Cinquecento. E in particolar modo c'è da ricordare come gli inglesi decisero, insomma, fin dall'inizio di finanziare alcune spedizioni, in particolar modo quella di Giovanni Caboto, che rivendicò per primo all'Inghilterra l'America del Nord. Giovanni Caboto, anche lui, era nato a Genova e credeva erroneamente che la maggior parte delle spezie dell'Asia provenissero dalla parte settentrionale di quel continente. Così nel 1497 salpò da Bristol, diretto verso l'America settentrionale, giunse a Terranova e lì rivendicò la scoperta di Terranova in nome di Enrico VII di Inghilterra ed esplorò la regione per diverse settimane prima di rientrare a Bristol, fino a quando nel 1498 intraprese un nuovo viaggio sempre lungo la costa settentrionale americana. L'altro grande esploratore inglese è invece Humphrey Gilbert, il quale allestì una flotta di 7 navi che salparono da Plymouth per l'America settentrionale. Nel 1583 riuscì a portare 5 navi fino a Terranova e lì Humphrey Gilbert fondò una colonia, un insediamento che però ebbe vita breve. Poi soprattutto bisogna ricordare John Hawkins, in particolar modo però Francis Drake. Francis Drake infatti non solo diede avvio a diverse missioni, a diverse spedizioni marittime, ma fu colui che circumnavigò il globo dopo Ferdinando Magellano, e siamo fra il 1579 e il 1580-1581. Francis Drake fu colui che riuscì quindi in questa grandiosa impresa dopo Ferdinando Magellano. Francis Drake, che tra l'altro giocò un ruolo rilevante anche nella disfatta dell'invincibile Armada nel 1588. E poi ecco anche i francesi. Andiamo pure nella slide successiva, Luca, perché i francesi si introdussero anche loro nelle grandi spedizioni marittime dell'inizio del Cinquecento, e in particolar modo bisogna ricordare l'esploratore francese Jacques Cartier, che nel 1534 esplorò anch'esso la regione di Terranova, scoprì il fiume San Lorenzo e rivendicò la regione in nome del re francese Francesco I. E il secondo viaggio che Jacques Cartier compì lo incominciò nel 1535 e in questo caso giunse fino a quella che poi sarebbe diventata Montréal nel Quebec canadese. E i francesi dunque anch'essi fecero dei viaggi molto importanti, non solo però nell'America settentrionale, ma anche in Brasile. E in Brasile negli anni 60 del Cinquecento, nel 1563, i francesi giunsero nella parte più settentrionale del Brasile, tra il Brasile e quella che poi fu la Guyana francese. Lì costituirono un insediamento e da lì poi si diffusero, tanto da fondare un insediamento in quella che poi sarebbe diventata Rio de Janeiro. Siamo quindi nella zona centrale, insomma nella zona mediana, ecco, della costa brasiliana, un insediamento, quello costruito dai francesi tra il 1563 e il 1567, che durò appunto pochi anni, solo 4 anni, prima di essere
distrutto in parte all'intervento degli indios e in parte soprattutto all'intervento dei portoghesi, che si andarono a estendere ed espandere in maniera veramente molto importante. Andiamo pure avanti con la prossima slide, perché ecco, la scoperta del nuovo mondo generò dei problemi non da poco, da un punto di vista soprattutto mistico, religioso, culturale. Il primo problema riguardava se considerare o meno gli indios esseri umani, perché questa era una questione che poteva giustificare o legittimare la conquista di questi territori, ma era anche una questione di grandissima importanza proprio per l'espansione militare della potenza spagnola. Tra il 1550 e il 1551 nel collegio di San Gregorio a Valladolid si ebbe una disputa tra Bartolomé de las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda. Bartolomé de las Casas era frate domenicano che aveva avuto un grande successo perché si era trasferito nei Caraibi a partire dagli inizi del Cinquecento. Nel 1510 si trovava a Santo Domingo, poi si trasferì a Cuba, venne in seguito anche nominato vescovo di quella che poi sarebbe diventata San Cristobal de las Casas in Chiapas, ma Bartolomé de las Casas è colui che ha fondato quella che menzionavo poc'anzi, ovvero la leggenda nera, e cioè colui che scrisse dei trattati molto importanti in difesa degli indios, in difesa degli amerindiani, delle popolazioni autoctone che abitavano l'America, e in particolar modo delle popolazioni che abitavano l'arcipelago caraibico, i quali a suo modo di vedere dovevano essere considerati dei buoni selvaggi. E infatti l'idea che aveva Bartolomé de las Casas era che queste persone fossero appunto dei buoni selvaggi, paragonabili appunto a dei bambini che dovevano essere accuditi con cura attraverso un atteggiamento anche molto paternalistico, e dovevano soprattutto essere portati con la forza della bontà nel grembo di Santa Romana Chiesa, senza però utilizzare la forza per sottometterli. E dunque Bartolomé de las Casas riconosceva che i selvaggi, gli amerindi, erano appunto paragonabili a dei bambini, quindi avevano un'anima che meritava di essere convertita, non però con l'uso della forza. E in un certo senso Bartolomé de las Casas contribuì alla leggenda nera, e cioè alla diffusione di un'idea secondo la quale gli spagnoli, i conquistatori spagnoli, avevano commesso e perpetrato degli omicidi, degli eccidi inauditi contro le popolazioni amerindi, e dall'altra parte dà avvio anche all'idea del buon selvaggio, che poi avrebbe avuto grande diffusione nel corso dell'età moderna, anche perché il buon selvaggio era direttamente connesso alla mitica età dell'oro, esaltata nel corso del XVIII secolo all'interno del contratto sociale anche del secondo discorso da Jean-Jacques Rousseau. Dall'altra parte abbiamo invece Juan Ginés de Sepúlveda, il quale rivendicava il fatto che gli spagnoli avevano il diritto e il dovere di conquistare le terre appartenenti agli indios, perché gli indios non potevano considerarsi umani, e non potevano considerarsi umani, lui li definiva umuncoli, quindi mezzuomini o anche alla stregua di animali, perché di fatto erano dediti all'idolatria e quindi alla venerazione di divinità pagane che chiedevano sacrifici umani, alla poligamia e poi soprattutto all'antropofagia, al cannibalismo. Si cibavano di carne umana, e tutto questo quindi era determinante per rimarcare l'inferiorità naturale degli indios e di conseguenza l'autorità che aveva la potenza spagnola di espandere i suoi domini uccidendo esseri che non venivano considerati alla stregua di altre persone.
Se vuoi aggiungere qualcosa, Luca, se no Ma direi... sì, brevemente, la questione dell'antropofagia poi cambiò direttamente, si evolse fondamentalmente in che cosa è per gli spagnoli il cannibalismo, semplicemente è il ribellarsi al potere costituito e quindi il andare contro di fatto quello che gli spagnoli cercavano di fare, cioè non solo governare ma anche salvare, tra molte virgolette, in qualche modo, quello che appunto Bartolomé de las Casas definiva il buon selvaggio. Guardate bene come vengono ripresi dei temi rigirati praticamente per cercare di portare acqua al proprio mulino. Direi di andare avanti, poi ci sono delle domande, prego Elia. Vai, tanto ci avviciniamo alla conclusione. Vai pure avanti con la slide, perché ecco oltre ecco alla disputa di Valladolid tra Bartolomé de las Casas, Juan Ginés de Sepúlveda, i quali tra l'altro poi si riferivano anche a delle dissertazioni riguardo alla guerra giusta che ha fatto Francisco de Vitoria e anche Montesinos, su cui però ecco non ci soffermeremo perché i tempi sono brevi. Altri due importanti personaggi che meritano di essere citati molto brevemente sono senz'altro il domenicano Diego Durán e Bernardino de Sahagún, che scrissero anch'essi delle opere molto importanti, perché secondo loro, ecco, per imporre la religione cristiana bisognava estirpare ogni traccia di religione pagana, ma per riuscire a eliminare il paganesimo occorreva innanzitutto conoscerlo bene, e per conoscere bene il paganesimo delle popolazioni indie bisognava soprattutto conoscerne la lingua, e dunque tanto Diego Durán quanto Bernardino de Sahagún, in particolar modo però Bernardino de Sahagún, scrisse un trattato nel quale insomma giustapponeva il latino al Nahuatl, che era la lingua degli Aztechi, proprio per comprendere meglio la cultura degli indios, così da convertirli in maniera migliore. Però ecco, arrivando all'ultima questione e poi si chiude... Tra l'altro questa cosa qua che hai appena detto è una cosa che poi i gesuiti applicheranno alla lettera, perché ovviamente... Prego. Certo. E per concludere, ecco, l'altra grande questione che si ebbe con la scoperta dell'America era ovviamente la capacità di dover far rientrare la scoperta di queste nuove popolazioni all'interno del testo biblico, perché dal momento che la Bibbia, le Sacre Scritture contenevano la verità assoluta, dogmatica, che non poteva essere messa in discussione, ecco che la storia della stirpe noachica fino ad allora aveva spiegato l'esistenza del mondo conosciuto, e cioè Noè aveva avuto 3 figli, Sem, Cam e Jafet. Sem aveva dato avvio alla dinastia delle popolazioni semitiche che avevano popolato appunto l'Asia, Cam i Camiti, e cioè l'Africa, Jafet i Giapeti, e cioè l'Europa. In base quindi alla storia della mitica dinastia noachica si poteva appunto risalire a coloro che avevano fondato le stirpe delle popolazioni che avevano poi popolato i continenti fino ad allora conosciuti, cioè l'Europa, l'Africa e l'Asia. Ovviamente la scoperta dell'America creò uno shock da un punto di vista culturale, perché le popolazioni che abitavano le Americhe di fatto non si trovavano all'interno delle sacre scritture, e dunque alcuni cercarono di affermare che in realtà gli indios abitanti del continente americano erano una delle 12 tribù perdute di Israele, altri affermarono che erano i discendenti di Caino, e poi insomma nel corso del 500, vai pure nella slide successiva Luca, si scatenò una vera e propria competizione letteraria dall'alta valenza geopolitica, che aveva una duplice finalità: quella di giustificare gli indios come presente all'interno delle sacre scritture, e quindi voler affermare che la Bibbia in realtà parlava in maniera più o meno diretta anche degli abitanti che avevano popolato il nuovo continente americano. E l'altra finalità, che era poi la principale, era quella di voler giustificare e legittimare le pretese
geopolitiche da parte delle potenze europee che rivendicavano il dominio sul continente americano. E infatti Oviedo, cronachista ufficiale della corte di Carlo V, venne incaricato proprio dall'imperatore spagnolo e del Sacro Romano Impero di scrivere questa sua Historia Generale Natural de las Indias, pubblicata nel 1535, nella quale si narra come Noè avesse avuto 3 figli, Sem, Cam e Jafet, progenitori delle popolazioni destinate ad abitare rispettivamente Asia, Africa ed Europa. Jafet però generò a sua volta 7 figli, tra cui Tubal. Questi fu il quintogenito e fondatore della dinastia dei sovrani spagnoli. Un discendente di Tubal fu Espero, 12° re di Spagna, il quale, navigando verso occidente, scoprì alcune isole disabitate chiamate Esperidi, corrispondenti alle Indie occidentali, cioè ai Caraibi, e Oviedo, attraverso questa storia, cercò di sostenere come in realtà gli Indios non erano nient'altro che dei lontani cugini degli spagnoli. Di conseguenza, da qui il diritto degli spagnoli di conquistare quelle terre abitate da lontani cugini che avevano perso la propria identità, ma che dovevano essere riportati nel grembo della madre patria ispanica. Una storia molto simile la scrisse anche López de Gómara nella sua Historia General de las Indias, pubblicata nel 1553, ma ovviamente queste storie scritte dagli spagnoli per giustificare le pretese geopolitiche di Madrid sugli immensi spazi americani scatenarono appunto una competizione letteraria, quindi le altre grandi potenze europee cercarono a loro volta di incaricare dei cronachisti, degli scrittori, degli autori abili con la penna per tentare di giustificare le loro pretese e dunque di scardinare le pretese rivendicate pretestuosamente dagli spagnoli. E così, intenzionata a contrastare le pretese della monarchia castigliana, Giovanni III del Portogallo conferì ad Antonio Galvão, governatore delle Molucche, l'incarico di scrivere una storia per sostenere la scoperta e il popolamento lusitano delle Americhe. Nel Tratado dos Descubrimientos Antiguos e Modernos, uscito postumo nel 1563, si riportava la notizia degli intrepidi viaggi di esplorazione condotti da Nuno Tristão negli anni 40 del 400, che era giunto nelle Antille, nella futura Nuova Spagna, e lì sostanzialmente aveva avuto notizie da parte di alcuni abitanti di come gli insediamenti che erano presenti in loco erano stati costruiti da alcuni portoghesi che erano fuggiti dalla penisola iberica, dalla regione lusitana, al tempo del re visigoto Roderico nell'VIII secolo, in seguito alla conquista del territorio da parte dei Moreschi. E questo per rimarcare come in realtà i primi ad aver scoperto quei territori, ovvero il Nuovo Mondo, fossero stati in realtà i portoghesi. Lo stesso lo fecero per esempio gli inglesi. Nel 1584 venne dato alla stampa questo scritto, la History of Cambria, composta da Caradog de Lancarvan, vescovo vissuto nel XII secolo, che si basava sull'opera di David Powell, ecclesiastico gallese. Il testo riportava le vicende del principe gaelico Madoc, il quale nel 1170, navigando verso occidente, aveva scoperto la Florida e il Messico, gettando le fondamenta di un regno celtico-cristiano prima dell'avvento dei sovrani cattolici. E poi questo lo fecero anche gli olandesi nel 1609, secondo loro, insomma, alcuni nobili frisi nel 1027 addirittura erano giunti nell'America meridionale, prima in Messico e poi da lì in Cile e in Perù. Secondo Martin Amconius, la ricorrenza delle aquile frisie nell'iconografia inca, la somiglianza di alcuni termini linguistici e il ritrovamento di croci lignee provavano la veridicità delle sue dichiarazioni e dunque il fatto che erano i Paesi Bassi a dover conquistare quei territori perché ne avevano appunto una legittimità che affondava negli abissi della storia. E poi, qui mi avvio alla conclusione, di fatto in Francia si ebbero altri scrittori che scrissero insomma diversi testi di questo tipo, seguendo una linea sacra e quindi cercando di scardinare
Oviedo proprio per quanto riguardava la stirpe noachica, perché nel Cosmografiche Discipline Compendium del 1561 l'umanista francese Guillaume Postel, riprendendo la genealogia sacra contenuta nel testo biblico, dimostrava come Noè avesse garantito ai Giapeti, dunque ai discendenti di Jafet, il dominio sull'Europa e il mondo, ma soprattutto, ecco, aveva dato il dominio assoluto sugli immensi spazi americani al primogenito di Jafet, Gomer, il quale aveva fondato la dinastia dei regnanti francesi, e dunque a questo punto spettava appunto alla Francia l'autorità e il dominio assoluto sugli immensi spazi americani. Andiamo pure nella slide successiva. Perché? Perché fondamentalmente, ecco, al di là delle discussioni riguardo al fatto se gli indios fossero o meno esseri umani, e al di là soprattutto di questa competizione letteraria dall'alta valenza geopolitica finalizzata a giustificare le pretese di conquista da parte delle potenze europee, c'è un ragionamento, una riflessione che è alla base poi del relativismo culturale, che si affermò e si diffuse a partire dal Cinquecento con i saggi di Michel Chem de Montaigne, un grandissimo filosofo e intellettuale francese che diede alle stampe i suoi saggi nel 1580, ma che tra gli anni 80 e l'inizio degli anni 90 ebbero di fatto 3 edizioni, nel quale Montaigne, con uno sguardo profondamente relativista, metteva appunto in dialogo i due mondi, il nuovo mondo e il vecchio mondo, facendo comprendere come il concetto di barbarie fosse in realtà, ecco, un concetto da estirpare, perché dipendeva molto dal punto di vista con cui si guardava. Ora mi sembra, per tornare al mio discorso, che in quel popolo, lui si riferiva agli indios abitanti il Brasile, con cui erano entrati in contatto i francesi, che avevano costituito questo insediamento nei pressi di Rio de Janeiro negli anni 60 del Cinquecento. Non vi sia nulla di barbaro o di selvaggio, a quanto me ne hanno riferito, se non che ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi. Sembra infatti che noi non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l'esempio e l'idea delle opinioni e degli usi del paese in cui siamo. Ivi è sempre la perfetta religione, il perfetto governo, l'uso perfetto e compiuto di ogni cosa. Andiamo pure nella slide successiva, Luca. Non mi rammarico che noi rileviamo il barbarico orrore che c'è in tale modo di fare, perché a un certo punto Montaigne, nella fase conclusiva della slide precedente, parla delle pratiche di cannibalismo e di antropofagia diffuse tra i popoli amerindiani, ma piuttosto del fatto che, pur giudicando le loro colpe, siamo tanto ciechi riguardo alle nostre. Penso che ci sia più barbarie nel mangiare un uomo vivo che nel mangiarlo morto, nel lacerare con supplizi e martiri un corpo ancora sensibile, farlo arrostire a poco, farlo mordere e dilaniare dai cani e dai porci, che nell'arrostirlo e mangiarlo dopo che è morto. Ovviamente Montaigne si riferisce alle pratiche diffuse nella seconda metà del Cinquecento in Francia, quando le guerre di religione insanguinavano la terra appunto transalpina. Possiamo dunque ben chiamarli barbari se li giudichiamo secondo le regole della ragione, ma non confrontandoli con noi stessi, che li superiamo in ogni sorta di barbarie. E su questo avrei concluso, e magari se ci sono delle domande le prendiamo molto volentieri. Allora sì, ci sono effettivamente le domande. Intanto ti ringrazio Elia per questa disamina. Dunque, ovviamente ci chiedono se Walter Riley non merita nessuna citazione. Assolutamente sì. Ne abbiamo in realtà già parlato, come ti avevo già risposto, Giorgio, in una vecchia live proprio con Elia, cioè sulle rivoluzioni americane, quindi sulla nascita delle famose 13 colonie, perché poi lui fu di fatto negli anni 80 del 500 il governatore della Virginia, poi scoprì anche Roanoke, insomma, quindi di queste cose ne avevamo appunto già menzionato, però se vogliamo aggiungere qualcosa, Elia. Sì, Sir Walter Raleigh ovviamente giocò un ruolo molto importante, perché compì 2 spedizioni, una negli anni 90 del 500 e l'altra all'inizio del 600 lungo la foce del fiume Orinoco, quindi siamo diciamo tra la Guyana e il Venezuela all'incirca.
anche lui, insomma, aveva l'obiettivo di scoprire l'Eldorado. In realtà non trovò molto oro, trovò però una terra fertile, ricca, abbondante. Ne fece poi notizia al momento in cui ritornò in Inghilterra, ma insomma, oltre a quello, ecco, Sir Walter Ralph ebbe un ruolo rilevante per quello, però lì, ecco, gli inglesi non riuscirono a istituire delle colonie come invece fecero più a nord, come hai appena giustamente detto tu, Luca. Perfetto, poi vediamo, ce n'è un'altra, eccoci qua. Allora, riguardo invece il massacro degli Indios, ho letto stime molto differenti sull'entità della popolazione dell'emisfero occidentale prima dell'arrivo degli europei. Questa stima da 35 milioni a 4, chi l'ha fatta e soprattutto come l'ha fatta? Prego. Allora, questa stima l'ho trovata in Livi Bacci Conquista. Ovviamente è un numero, diciamo, un po' casuale, perché gli effettivi numeri delle popolazioni indigene che abitavano il continente americano non li abbiamo. Si pensa per esempio che l'impero azteco avesse 20 milioni di abitanti, però insomma effettivamente non c'era la possibilità di fare un censimento adeguato per capire quante erano effettivamente le popolazioni che abitavano l'intero continente americano. L'unica cosa che sappiamo è che insomma i massacri perpetrati dalle potenze europee nei confronti degli americani portarono a decimare l'intera popolazione, tanto che proprio per questo motivo che gli europei di fatto rivolsero il proprio sguardo verso l'Africa per la richiesta di manodopera proveniente dal continente subsahariano che servisse all'interno delle piantagioni e soprattutto all'interno delle diverse miniere di oro e argento che c'erano appunto nel continente americano. Però sì, le cifre sono abbastanza... Possiamo parlare sì, di cifre un po' erodotee da certi punti di vista, tuttavia diciamo che c'è un po' un concorso, se mi passi il termine, un concorso di colpa, cioè oltre ai massacri perpetrati dagli europei e anche l'introduzione di malattie completamente sconosciute al sistema immunitario amerindo, dall'altra parte c'è determinate popolazioni amerindee ovviamente erano anche molto dedite anche al sacrificio umano, vediamo in primis i mexica aztechi, cosa invece ben diversa furono gli Inca che invece non ne praticavano, almeno non si ha notizia di pratiche di sacrificio umano e quindi di conseguenza diciamo che anche questo comportò una riduzione sensibile della popolazione, tanto ovviamente da iniziare poi quello che sarà successivamente l'asiento e il commercio triangolare. Sperando di aver detto giusto, Elia. Non so se sì, no, nel senso che poi il commercio triangolare portò circa fra i 10 e i 13 milioni di persone, ecco, forzosamente nel continente americano. Ultima domanda a questo punto, qualche bel film sul tema esiste? Allora, prego Elia. Ma nel senso, c'è un film del 1492 che è un po' prosopografico, se vogliamo definirlo in questo modo. Oddio, un film del 1492, semmai su No, un film che si intitola proprio 1492. Sì, è La conquista del paradiso. Bravo, La conquista del paradiso che è del 92, però, del 1992, se non però sbaglio. metto avanti le mani, dovrebbe essere, se non ricordo male, di Ridley Scott. Sì, quindi prendetelo ovviamente con le dovute precauzioni. In realtà ce ne sono di altri film, ce ne sarebbero in realtà tantissimi perché poi dipende ovviamente da che angolazione vogliamo vedere. Quello, sì. Un altro, oddio, chiamarlo bel film è un parolone, però ad esempio molto recentemente, tra virgolette, uscì anche Apocalipto, però di Mel Gibson. Ovviamente Apocalipto, però se sei uno storico, diciamo, specialmente delle popolazioni precolombiane, beh, diciamo che ti viene un po' la pelle d'oca perché ci sono certe
cose che appunto quelle popolazioni non conoscevano, tipo l'uso della cerbottana non era assolutamente contemplabile. Ovviamente poi è Mel Gibson, quindi c'è molta violenza interna a quel film, quindi preparatevi. Però è interessante un aspetto, cioè far vedere l'angolazione più che altro azteco-mexica e maya della conquista, perché di fatto la conquista viene messa, diciamo, proprio in un piccolo frame finale del film, dove si vedono proprio in lontananza gli spagnoli che sono appena attraccati nel nuovo mondo. Quindi non c'è questa presenza. Poi ovviamente ci sono un sacco di documentari. Invece per quanto riguarda i libri, beh, io vado sul classicone La conquista dell'America di Todorov, che mi sembra che sia utile. In realtà ci sono anche tantissimi altri libri, anche dal punto di vista antropologico, più che altro, delle popolazioni precolombiane, come ad esempio Uno è Pagden, la caduta esatto, dell'uomo naturale, cioè l'indiano d'America e le origini dell'etnologia comparata. Quello è molto bello, soprattutto perché prende in considerazione anche la disputa di Valladolid, anche il ruolo che hanno giocato Duran, Sahagún, di cui se ne tratta anche poi Todorov nella conquista dell'America. E un altro interessante soprattutto perché fa un'analisi comparativa tra i domini inglesi e quelli spagnoli è Eliot, Gli imperi dell'Atlantico, certo, che è uscito di recente. E poi sulle esplorazioni geografiche una sintesi interessante è quella di Glenn Hames, L'età delle scoperte geografiche 1500-1700. E certo. Quello è, secondo me, se uno vuole avvicinarsi al tema, è un piccolo libro del Mulino, però è una sintesi molto importante. Poi tra l'altro alla fine di ogni capitolo c'è una piccola antologia, quindi chi vuole poi può andare a approfondire le esplorazioni geografiche compiute portoghesi, spagnoli, francesi, inglesi, olandesi, insomma tratta soprattutto delle grandi potenze europee e quindi del sorgere dei loro imperi. E ne aggiungo altri due, però sempre dal punto di vista storico / antropologico. Il primo è prettamente antropologico ed è il libro di Philip P. Arnold, cioè L'occupazione del paesaggio. Fondamentalmente parla dei vari rituali inerenti Tlaloc, cioè il dio dell'acqua per i Mexica aztechi e credo anche Maya, e poi anche i linguaggi del potere di Davide Domenici, che è docente all'Università di Bologna, se non ha cambiato, di civiltà indigene mesoamericane, storia comunque del Messico antico. Guarda, ne aggiungo altri due, Luca. Vabbè, quello che ho detto prima, Livi Bacci Conquista, quello tratta soprattutto dello scambio, no? Lo scambio colombiano viene definito in questo modo, quindi sostanzialmente lo scambio biologico, soprattutto che c'è stato tra il nuovo e il vecchio mondo, sia a livello di malattie, ma anche per esempio a livello di piante, di coltivazioni, mais, patata, pomodoro, per dire. E poi soprattutto ovviamente il genocidi, massacri perpetrati nei confronti dell'Indios. E poi l'altro, da un punto di vista etnoantropologico, che però ecco è un libro che personalmente mi ha servito parecchio, è La colonizzazione dell'immaginario di Serge Grusinski, che è uno dei principali storici sul tema proprio etnoantropologico della visione dei popoli del Nuovo Mondo e di come soprattutto gli spagnoli sono riusciti ad avere la meglio attraverso la colonizzazione dell'immaginario e quindi attraverso lo scardinamento dei prismi e dei paradigmi culturali che avevano le popolazioni amerindiane. Lui ovviamente si sofferma soprattutto sugli Aztechi, anche i Tlaxcaltechi, i Toltechi, insomma gli abitanti mexicas, le popolazioni abitanti il Messico. Però ecco, la colonizzazione dell'immaginario di Serge Grusinski è fondamentale perché si vede anche una certa ibridazione culturale, quindi come il cristianesimo, l'evangelizzazione è servito per scardinare i paradigmi
culturali di quelle popolazioni e che hanno creato poi un trauma psicologico collettivo che in parte esiste e persiste ancora oggi nel mondo latinoamericano, nel caso specifico in Messico. Sì, ultimo, diciamo, un po' di luoghi, io opterei, vabbè, a parte per Palos della Frontera, però anche Cadice in realtà può essere un ottimo avamposto, però due principalmente posti per chi poi tratta di materia storica, specialmente di ricerca storica, sono l'archivio della Indias di Siviglia e ovviamente l'archivio de Simancas, appunto Simancas. Quindi questi sono i due fondamentalmente archivi che, se sei un hispanista, devi per forza conoscere a menadito. Tra i due si consiglia di più l'Archivio General de las Indias per il fatto che si trova proprio in piazza centrale a Siviglia, con davanti la Giralda, poi accanto c'è anche l'Alcazara, insomma, Esatto. Poi uno si fa una sangria, no? Perfetto proprio. Un po' di Camposterrato e No, quindi poi ecco, no, a proposito di Siviglia, se si va alla cattedrale, cioè alla cattedrale all'interno c'è il mausoleo, ovviamente non c'è all'interno però sì. Cristoforo Colombo, ma c'è un bellissimo mausoleo con i quattro re di Spagna, cioè personificazioni dei quattro regni spagnoli che sorreggono questo mega altare di Colombo all'interno appunto della cattedrale di Siviglia. Quindi nel caso, se passate di là, andateci a fare un salto perché merita molto. A Granada invece, se andate alla Capilla Real, vedrete invece le tombe di i due re cattolici, cioè Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia, della loro figlia Giovanna la Pazza con il marito Filippo, detto lo Sbruffone. Il bello, lo sbruffone. No, perché il bello poi me lo confondo sì. con Filippo IV, capito? Che è sì. francese. Quindi viene anche detto Filippo lo Sbruffone. E quindi, insomma, potrete anche mirare, insomma, i loculi dei personaggi di cui abbiamo trattato oggi. Con l'Alhambra sopra, spettacolare. Anche, ovviamente. Bene, detto questo, a questo punto io direi di concludere qua. Abbiamo sforato le 2 ore anche oggi, Elia. Ci eravamo ripromessi di farlo in un'ora e qualcosa, un'ora e un quarto. E invece non è possibile. Di me. Non ce la ma anche di me, perché alla fine quando ti appassionano queste cose è giusto anche parlarne in maniera molto approfondita. Detto questo, allora intanto vi ringrazio per voi che siete stati più di 2 ore qua a seguirci. Io vi rimando a questo punto alla prossima settimana, venerdì 26 luglio. È probabile che sarà l'ultima puntata della stagione, poi vado in pausa perché anch'io ho bisogno di una vacanza, e tratteremo delle guerre, ancora dobbiamo vedere un attimo esattamente con Bruno Mugnai, che sarà il nostro ospite, vedere un po' come esattamente incentrare la live come argomento, se magari dividerla in 2 o meno, però tratteremo delle guerre di Luigi XIV, quindi insomma rimanete connessi perché ce ne saranno e se ne sentiranno delle belle. A questo punto io ringrazio voi, ringrazio te Elia, e a questo punto ci vediamo alla prossima puntata, ancora qui su Paresia. Ciao a tutti. Ciao Luca, ciao a tutti.